È stato un grande peccato, perché chi ha avuto la fortuna di allenarsi con lui dice sempre la stessa cosa: uno dei più forti visti in allenamento. Quindi non riusciva, quel periodo chiaramente non riusciva a riportare ciò che di buono faceva in allenamento in campo la domenica, cosa che gli è riuscita benissimo gli anni che ha fatto in Spagna. Sì, esattamente. Poi tra l'altro è una cosa, questo aspetto psicologico che si sposa benissimo col progetto Club Sardegna, perché probabilmente tanti potenziali del genere, tanti campioni che magari in allenamento, in un ambiente sicuro, in una zona di comfort, se così la possiamo chiamare, riescono a rendere, poi arrivati al momento della verità, diciamo, al momento di farlo davanti a tante persone, perdono un po'. E questo progetto si propone anche di aiutare Assolutamente, soprattutto quando parliamo di automotivazione o gestione delle pressioni. In allenamento hai un diverso atteggiamento, non ti metti le pressioni personali che poi ti vai a mettere in una partita, perché è vero che ti guardano in tanti, ma se tu sei talmente concentrato e hai talmente il tuo focus nella gara, tu tutte quelle persone allo stadio non le vedi, ma se per primo ti metti le pressioni diventa molto molto difficile. Assolutamente. Un match tra Cagliari e Cosenza che quindi sta per iniziare, ricco di spunti, diciamo così. Questo match noi andiamo a leggere le statistiche invece che riguardano le due squadre, andiamo sull'aspetto dei dati, ci spostiamo un po' dai sentimenti. 14 precedenti tra le due compagini, 7 vittorie rossoblu, 4 pareggi e 3 sconfitte. In casa invece il bottino è ancora migliore, perché su 7 incontri sono 4 le vittorie cagliaritane e 3 i pareggi. Quindi bisogna mantenerla questa statistica, Claudio, come diciamo sempre, perché per noi è fondamentale. Sì, la statistica, come ti piacciono le statistiche? troppo. L'arbitro della gara invece lo sai come si chiama? Non lo sai? No. Non lo sai, è Paterna, Daniele Paterna, la sezione di Teramo, che non ha mai diretto il Cagliari, quindi esordio assoluto per quest'arbitro. Invece il Cosenza è stato già arbitrato da questo direttore di gara con un risultato finale di 3-1, una sconfitta contro il Pisa, e quindi vedremo un po' come si evolverà e se sarà uno degli elementi della partita. Speriamo di no, sinceramente, che l'arbitro non ne dobbiamo commentare più di tanto. No, giusto? Assolutamente. L'arbitro più bravo è quello che proprio non vedi, cioè quell'arbitro che fa andare tutto liscio, che si approccia ai giocatori nella maniera giusta, perché comunque sono tutti lì con le stesse pressioni, anche gli arbitri, non dimentichiamoci. Inquadrato Fabio Pisacane, che quindi è pronto a sostituire Muzzi in questa giornata, diciamo, di traghettamento fino al prossimo allenatore che arriverà dal 1 gennaio. Noi invece ci concediamo i nostri sponsor e poi torniamo per iniziare a commentare Cagliari Cosenza. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto
trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Salza il vento sulla terra, soffia carozze e blu, e corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra patria, Cagliari sei rompo e fana, e la mia squadra rango in più e lotterà. Castello canterà. Il nostro inno, come sempre, ci introduce all'inizio della parità del Cagliari. Cagliari-Cosenza è iniziata da qualche minuto, risultato fermo sullo 0-0, ma noi andiamo da Vittorio Sanna per farcela raccontare direttamente dalla sua voce. 3 minuti e 15 nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio, atmosfera straordinaria prima del match qui all'Unipol Domus, straordinaria anche probabilmente percepita da molti tifosi che me l'avevano sentito. La Padula tenta di voltarsi, c'è una deviazione in calcio d'angolo, ha alzato il braccio la Padula che gioca con la maschera quest'oggi sul passaggio tagliato in diagonale, il pallone girato verso la porta di la Padula e partito in posizione regolare, palla in calcio d'angolo. Durante i minuti di riscaldamento e subito dopo, con il coro della Nord che si è ripetuto dopo la canzone Le mani sul volto di Nandez, che chiaramente da capitano dall'uruguaiano ha percepito che cosa vuol dire. Nel frattempo l'angolo che si batte, attenzione, il pallone per Curfalidis, che lo sbalzo, Luvumbo che alza al di sopra della traversa purtroppo, perché ha toccato il pallone all'altezza del primo palo, ha cercato di scavalcare l'intera difesa anche sul tentativo, dobbiamo dire in tuffo e pericolosamente per lui da parte di un difensore, e pallone alto sulla traversa. 4 minuti e 20 nel primo tempo, con la palla che dovrà essere rimessa in gioco da Marston, aspetta che si allarghino i suoi giocatori ma non se la sente, desiste, invita tutti a salire e così piazza il pallone e si appresta a rilanciare lungo. 4 minuti e 37 con Fabio Pisacane che fa da indicatore a questa squadra in attesa ai Ranieri e in sostituzione di Roberto Muzzi. Parte alto il colpo di testa di Larrivei, l'ex della partita, il pallone nel settore di sinistra, lo porta avanti Brescianini, fermato da Luvumbo, riparte Nandez, accelerazione, Nandez che lotta a centrocampo, ruba ancora il pallone con l'esterno per Curfalidis che regna ancora Nandez, allarga sulla sinistra per Barreca, fallo ai danni Nandez, nel frattempo Barreca il cross, il colpo di testa all'indietro e la parata del portiere sul difensore dopo che aveva tentato di colpire il pallone alla Padula. C'è stato il colpo di testa di Martino che a momenti faceva Caracchini. Nel frattempo va a protestare la Rivei nei confronti del direttore di gara, ma ci sarà il calcio d'angolo per il Cagliari. 5 minuti e 27, tutto pronto per la battuta dall'angolo alla sinistra del portiere. Marston sta per partire ancora, la squadra cagliaritana ha tutto pronto, parte il cross all'interno, vanno a saltare molti, riesce a ribattere il portiere, girata in avanti, ribattuta ancora, pallone che è catturato da Macumbu, attaccato di gran carriera da parte del giocatore numero 20, si tratta di Nasti, pallone all'indietro per il nostro portiere, poi ancora in avanti, sbaglia Barreca, recupera il Cosenza con
il pallone giocato da Rispoli, ritorna su Rispoli la palla da dentro per il movimento tentato da D'Urso, è in vantaggio in questo caso Oberth, lascia terminare direttamente in fallo di fondo. 6 minuti 10 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio, ma Cagliari vicinissimo al gol in più occasioni, linea allo studio. E quindi torneremo da Vittorio più tardi, una partita che è iniziata subito su ritmi spumeggianti, con un Cagliari che sembra avere l'argento vivo addosso in questo avvio, sta andando a tutta birra verso la porta avversaria. Sì, un Cagliari che è partito molto molto aggressivo. Rispetto ad altre volte non c'è stata nessuna fase di studio da parte del Cagliari, più da parte del Cosenza, che porta tutti i suoi 11 giocatori dietro la linea della palla, e tante occasioni in questi primi 5 minuti. Sì, un Cagliari davvero con una marcia in più, con la Padula che si è fatto trovare pronto in alcune occasioni, e si vede proprio un cambio in questi primi minuti a livello di atteggiamento, anche di aggressione nei confronti della partita, forse anche un po' più di libertà da parte dei giocatori singoli. Sì, lo vedo anche soprattutto nella linea difensiva, che attirano la pressione per poi passare la palla e saltare la linea di aggressione degli avversari, quindi un atteggiamento un po' più libertino, diciamo, che è quello che stiamo cercando da inizio campionato, con Falco che si sta prendendo in mano la parte offensiva la zona offensiva del Cagliari, svariando, non rimanendo al centro, quindi dando punti di riferimento, ma svariando da un lato all'altro, quindi bene così. Tra l'altro centrocampo tutta qualità oggi, perché i 3 che compongono la linea mediana sono Kurfalidis, Nandez e Makumbu, con in avanti uno che coi piedi ci sa fare come Falco, e anche Luvumbo e la Padula, che comunque sono degli ottimi attaccanti. Un Cagliari di qualità sta affrontando questo match e sta provando soprattutto a esprimere anche un calcio divertente oltre che offensivo. Sì, il problema che abbiamo riscontrato nelle giornate precedenti è che ogni giocatore voleva fare il proprio compito senza mai rischiare magari qualcosa in più, la giocata, per paura di sbagliare magari l'azione o non fare quello che chiedeva il mister. Oggi il fattore mentale è fondamentale nel giocatore, Andrea, perché un giocatore che si prende la responsabilità di fare giocate, di fare quelle giocate importanti che magari non ti richiede il mister, ma ti richiedono tutti. Tutti gli altri, anche Claudio Pani te ne richiede, sindacato. Quindi è bello da vedere, perché lo vedi proprio nell'atteggiamento del giocatore. Tra l'altro Luvumbo, che ha rischiato di fare un gol fenomenale. Sì, quello che ha raccontato Vittorio in radiocronaca, praticamente un cross basso sul primo palo dopo un'azione di calcio d'angolo, se non sbaglio, sotto lo scambio, Luvumbo l'ha alzata col piede quasi a pallonetto e non è andata lontanissimo, stava per fare una roba illegale. Sarebbe uscito un gol veramente bellissimo. Speriamo lo faccia, speriamo abbia altre occasioni per metterla un po' più precisa, mettiamola così. Intanto il Cagliari continua la sua pressione, ha continuato in questi ultimi minuti a giocare, ma andiamo a vedere la giornata generale della Serie B, che oggi ha l'ultimo match day prima della pausa, e infatti si è giocato già Brescia-Palermo, terminata sul risultato di 1-1, e in questo momento al 10° minuto c'è Ascoli Reggina 0-0, Benevento Perugia 0-0, il Como si è appena portato in vantaggio sul Cittadella, quindi il risultato di 1-0. Tra poco vi potremo anche dire il marcatore: Spal Pisa 0-0, su Tirol Modena 0-0 e Venezia Parma anche questa 0-0. Alle 16 invece inizierà la Premier League, perché loro sono tradizionalisti, Claudio. Santo Stefano si deve giocare per forza, non c'è altra scelta, anche col mondiale. No, è un altro mondo, la Premier League è un altro mondo proprio. È una cosa seria. Sì, è una cosa abbastanza seria. E intanto il gioco del Cagliari negli ultimi minuti non si è giocato, perché Kurfalidis ha avuto un problema dopo uno scontro con un avversario un po' cattivo, forse solo un pestone, diciamo così, solo, poi fa male. Kurfalidis, che è una bella sorpresa, non l'avevo mai visto giocare l'anno scorso, invece col passare del minutaggio sta
sta crescendo sempre di più ed è interessante vedere come questo ragazzo abbia tutto, perché ha la corsa, all'inserimento, alla tecnica, all'ultimo passaggio e... sta battendo i calci d'angolo per capire, cioè nel senso è uno ha 20 anni. Sì, uno che ha fatto 5 partite, fa la quinta questa di curva mi sembra, sì. O la quinta o la sesta, che comunque gli viene già affidata una responsabilità del genere importante. È vero che oggi mancano tanti calciatori, diciamo così, di calci d'angolo o palla inattiva come Falco, scusate, come Viola o Mancosu, quindi è anche in base all'emergenza che si è scelto Courfalidis. Calcia bene e mi ricorda un giocatore che è cresciuto tanto e adesso sta giocando nell'Inter. Le caratteristiche mi sembrano molto simili. Quello è forte. Ricordiamoci che anche Niccolò Barella è partito da qua, è partito in sordina facendo le sue partite con il Cagliari, poi è andato a Como, quindi lui mi ricorda per caratteristiche, quindi un giocatore completo. Anche per età, un giocatore completo mi ricorda Niccolò. Oggi allora deve finire 2-0 e lui deve fare assist, perché Santo Stefano di quell'anno contro la Salernitana era finita 2-0 con una o 2-0 2-1 con un assist di Niccolò Barella prima del prestito poi a Como, che in quell'anno militava all'ultima posizione. Quindi se oggi fa assist siamo sulla buona squadra. Ti dà ragione, quindi lo controlleremo a sott'occhio, perché a noi ci piacciono più queste ricorrenze, stimolano, Cla. Assolutamente, che poi svaria in tutto anche tutto il fronte d'attacco, perché lo troviamo da esterno, lascia più possibilità anche a Makumbu di spostarsi in avanti, perché lo va a coprire. È un gran bel giocatore, sto scoprendo. Intanto il gol del Como è stato segnato da un quasi ex del Cagliari, è solo uno stesso cognome. Arrigoni ha portato in vantaggio il Como su assist del nostro giocatore in prestito Alberto Cerri, quindi bene per il Cagliari e per i suoi giocatori in giro per l'Italia. Una partita che comunque si sta svolgendo, adesso si è un po' calmato il ritmo, hanno preso forse un po' le misure, stanno facendo meglio il pressing il Cosenza, che dici? Sì, un Cosenza che si è abbassato ulteriormente, un Cagliari che prova a far girare la palla più velocemente rispetto al solito. Chiaramente il Cosenza, abbiamo detto, è penultima in classifica, peggior difesa del campionato, secondo peggior attacco, è una squadra che ti può concedere tanto, l'ha dimostrato anche nei primi 5 minuti, quindi qui c'è da continuare a fare quello che stiamo facendo, perché lo stiamo facendo bene. Claudio non ce la fa, non riesce a staccarsi. Arrivano, rispetto al solito arrivano momenti in cui puoi fare gol, perché stiamo facendo molta densità in fase offensiva, quindi stiamo facendo fatica anche noi a capire anche le posizioni in campo dei giocatori, perché si scambiano, quindi immaginiamoci il Cosenza cosa ci può capire. Poveri loro, diremo. Speriamo di riuscire anche a trovare la via della rete. Qualche minuto fa ci ha provato Luvumbo con un pallone recuperato dal nulla sull'out, il suo passaggio purtroppo non ha trovato nessun terminale, ma l'azione era stata molto bella, un angolano che continua a sorprendere. Qualche giro l'orologio fa, un'altra azione sempre di Luvumbo con il pallone che è stato spostato dalla destra per calciare, a rientrare col sinistro. Bella l'opposizione ancora una volta del portiere avversario, che si sta dimostrando un ottimo nemico per Zito. Sì, nonostante i tanti gol subiti, questo portiere è un portiere da temere, diciamo, perché vero è che la linea difensiva del Cosenza non è una linea difensiva veloce, non è molto disattenta, ma hanno nel portiere una bella pedina. Sì, vedremo un po' come si comporterà la retroguardia dei calabresi. E intanto ho visto che c'è Rispoli tra la formazione titolare, un giocatore di assoluta esperienza, tra l'altro molte volte accostato al Cagliari negli scorsi anni, un giocatore importante. Qual è il giocatore del Cosenza che, diciamo, ti spaventa di più? Non dire Larry, ho in campo Leri, chiaramente. Mi aspettavo di vedere Aldo Florenzi, perché è un giocatore che ho avuto il piacere di vederlo giocare più volte e di conoscerlo, oltre ad essere un bravissimo ragazzo, un ragazzo umile proprio.
è un giocatore molto importante, che anche lui ha grosse capacità di corsa, molta tecnica e va spesso al gol, cioè non è un caso se viene chiamato anche per gli stage della nazionale, quindi è un motivo anche di grande orgoglio per noi. È meglio che allora che non l'abbiamo potuto vedere oggi, visto la pericolosità di Florenzi. Oggi non sarà della partita, così come purtroppo ancora i lungotenenti Mancoso e Rog, che ormai stanno affrontando dei problemi fisici che vanno avanti da un po'. Quanto potrebbe pesare un ritorno soprattutto di Mancoso, perché diciamo che è quello un po' più lontano a livello di condizione rispetto alle prime giornate? Quanto può contare un ritorno di Mancoso nella formazione che poi Ranieri andrà a scegliere? Conta tantissimo, perché Marco era quel giocatore che ti rompeva gli schemi, era quello che magari stava meno attento alle disposizioni tattiche che gli venivano date e creava sempre quello scompiglio nelle difese avversarie, ti creava palle da gol, forniva assist, faceva gol, quindi lo aspettiamo, ma lo stesso Rog è fondamentale per questa squadra. È un giocatore che non può giocare in Serie B. Se Marco Rog ritorna al suo standard fisico, questa categoria la fa veramente con gli occhi chiusi. Sì, assolutamente un giocatore di caratura internazionale Marco Rog, ricordiamolo che comunque era uno tra i titolari della Croazia, che è arrivata in finale di Coppa del Mondo, non nell'ultimo ma nel precedente mondiale, quindi parliamo di un grande campione. Un Cagliari che ci sta provando in questi istanti. Tra pochissimo andremo da Vittorio Ossanna. Buona anche e soprattutto la fascia sinistra del Cagliari, con Barreca che nelle ultime partite sta dando veramente un'opzione in più al reparto offensivo. Sì, assolutamente, ha messo qualche palla importante dentro nei primi 10 minuti di questa partita, è in continua spinta sulla fascia sinistra, e la retroguardia del Cosenza non riesce mai a prenderlo, perché da quel lato si butta spesso dentro anche Kurfalidis e viene aiutato anche da Makumbu. Però una grande personalità e un gran piede Barreca. Assolutamente, speriamo possano essere vincenti per consentire un vantaggio cagliaritano, ma nel caso ce lo andiamo a far raccontare direttamente da Vittorio Ossanna. 18 minuti 18 secondi, sempre 0-0 il punteggio, con un pallone scagliato fuori ora da Kurfalidis, che continua a tentarci anche se non riesce a trovare azioni nitidissime. Alcune mischie sono create nel corso di quest'ultima frazione di gara giocata senza riuscire a trovare però la zampata giusta. Vi chiedo dalla cortesia di verificare se il Lai che c'è in panchina, il portiere, si tratta di un ex rossoblu, perché noi lo avevamo in nazionale sarda, Lai, non vorrei fosse proprio lui ci fosse sfuggito. Attenzione nel frattempo a Makumbu, accelera portando avanti il pallone, sposta sul sinistro e poi cerca col destro ancora verso Barreca che avanza a un ritmo un po' più lento rispetto all'avvio della partita. Kurfalidis, palla sul destro, una palla bassa che viene sgolata, si impenna dentro l'area di gol, va alla caccia la Padula, riesce a proteggere il pallone, ma la posizione di partenza era irregolare, quindi fuori gioco, e quindi con il calcio di punizione in favore della squadra calabrese, che è scesa in campo con completo bianco. Ricordo che i lupi hanno il rosso e il blu anche loro come colori, e il Cagliari si prepara adesso a tentare di neutralizzare questa azione di partenza col portiere Marsson che viene servito, allarga a sinistra dove va Luvumbo che continua a scivolare, dovrà cambiare gomme, secondo me Luvumbo è la seconda volta che scivola sui tacchetti, la palla ancora ribattuta, il pallone è portato avanti, Kurfalidis che ribatte, recupera Falco, limite dell'area, Falco, il destro, il palo di Falco, dall'altra parte Luvumbo, pronto al cross, cede a Hernandez che dà ancora a Luvumbo che va ancora all'indietro, il cross stavolta di Zappa, la Padula cerca il tacco, non gli riesce l'affondo, ma che peccato, grandissima azione di Falco, palla calciata con l'interno del sinistro che si è stampata sul palo e non si è purtroppo infilato in rete. 21esimo minuto e ora Rispoli che attacca nel settore di destra dall'indietro a vantaggio del proprio compagno di squadra Martino che poi rende ancora, anzi trova il Corvig che rende ancora all'indietro, passaggio nella direzione di Brescianini, ancora il numero 7 Corniv che tenta di trovare
una soluzione, palla ribattuta in fallo laterale, 20-37 con la rimessa con le mani in favore del Cosenza dal centro a 3/4, posizione in avanti col pallone che viene controllato e dato all'indietro, attenzione, il Cosenza che ci tenta nel settore destro, pallone che viene toccato largo da D'Urso, ancora servito verso Rispoli, poi ancora D'Urso a prolungare con Macumbu che si lascia cavalcare da Rispoli, la palla è ribattuta, la recupera e la rilancia, in questo caso Barreca, ma sui piedi ancora di un giocatore del Cosenza, poi ancora con Vighi che controlla il pallone, riesce, Maglioni si è sfuggito a tenerlo in campo e quindi la rimessa con le mani in favore dei giocatori ospiti e Rispoli che si prepara alla rimessa con le mani all'altezza dei 20 metri d'attacco nel settore destro, si muove anche nella linea d'attacco la Rivei, mentre l'arbitro invita a riprendere il gioco e Colfaridis a fa battere, ma Colfaridis insomma più di questo cosa può fare, non sta mica cercando di opporsi. Rispoli che batte in questo momento, palla all'interno dell'area, viene toccata, Dossena la allontana perentoriamente, poi Luvumbo verso la Padula che va a fare la guerra, pallone recuperato da Nandez, si sposta a sinistra, riesce a giocare in avanti nella zona in cui la Padula viene ancora una volta anticipato, subentra scusate Falco che dall'indietro per Macumbu, 22esimo minuto che sta andando via, è il punteggio che rimane sullo 0-0 col Cagliari che continua ad attaccare. A te. Perfetto, noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio per seguire questo Cagliari Cosenza che è iniziato da poco più di 20 minuti, un Cagliari che in questa prima frazione sta nettamente meritando anche il vantaggio. È arrivato pochi istanti fa, anzi pochi minuti fa, il tiro di Falco che si è stampato sul palo. Claudio, davvero clamorosa l'occasione appena sciupata, diciamo così. Sì, un bellissimo tiro di Falco che si è accentrato e col sinistro ha tirato a giro sul palo lungo. Peccato, però stiamo facendo molto bene, soprattutto con Barreca che a differenza di Zappa ha più coraggio, gioca meno palla indietro, punta l'avversario, tenta di saltare la linea di pressione con delle triangolazioni, mentre Zappa tende sempre, quando trova magari l'ostacolo, tende sempre a rientrare. Ha le possibilità per fare molto meglio Zappa, ci ha abituato a vedere qualcosa di più, quindi dovremmo riuscire a sfruttare tutte e due le fasce, non solo la fascia sinistra. Sì, ci sono sicuramente partite più ispirate dove abbiamo visto anche le qualità, soprattutto al cross di Zappa, perché effettivamente poi quando riesce ad arrivare sul fondo non ha un piede malvagio a mettere dentro la palla, e di conseguenza speriamo trovi un po' più di coraggio nel cercare questo tipo di situazioni. Intanto noi salutiamo Alessio che come sempre ci manda il suo Forza Castedo, ce l'ha mandato un'ora fa, è incredibile. Ale è presente, assolutamente presente, e salutiamo anche Giacomo dalla Germania che ci scrive Forza Cagliari, buone feste a tutti voi, buone feste a tutti coloro che sono all'ascolto, felice Natale con un Cagliari che speriamo ci regali davvero
quella macchinina che volevamo tanto, che si chiama Vittoria, perché ne abbiamo davvero bisogno per concludere anche l'anno nel migliore dei modi, e questo girone di andata che diciamo non possiamo valutare positivamente. No, assolutamente. C'è da dire che molte partite siamo stati anche parecchio sfortunati, perché abbiamo visto delle partite dove il Cagliari ci ha provato tantissimo, ha provato più volte la via del gol non riuscendola a trovare, poi per errori banali, errori stupidi del singolo sono arrivati i gol degli avversari. Quindi ci serve questa vittoria, ma da quello che stiamo vedendo oggi ce la meritiamo anche. Sì, ci serve questo atteggiamento, soprattutto questa voglia di andare a offendere l'avversario senza risparmiarsi, diciamo così, perché poi effettivamente le qualità in campo le abbiamo, come abbiamo parlato prima, un centrocampo di assoluto livello, ma anche le due fasce difensive, nonostante forse qualche lacuna in più dal punto di vista della parte arretrata, quando si mettono a spingere, se lo fanno con le loro caratteristiche, sono degli ottimi terminali. Sì, assolutamente, anche perché il Cosenza gioca con il classico albero di Natale, quindi il 4-3-2-1, quindi inevitabilmente lasciano più spazi in zone laterali, creano molta densità in fase centrale, ma è molto bravo Falco a spostarsi da quella zona, quindi a trovare lo spazio libero, e dobbiamo sfruttare molto, come stiamo facendo, molto le fasce laterali. Mi piacerebbe, ripeto, vederlo anche di più sulla destra. C'è da dire che Nandez si apre tanto in zona esterna, quindi Zappa potrebbe fare qualcosina in più, perché tanto viene coperto sia da Nandez che dal centrale di difesa. Assolutamente, quindi vedremo un po'. Hai parlato di Falco che possiamo definirlo, quando gioca lui solitamente il Cagliari gioca bene, cioè proprio a livello di connessione tra le parti è il collante perfetto in questa squadra, che fino adesso ha trovato praticamente solo con lui quella sinergia, quella velocità di movimento, quella capacità di spostare il pallone velocemente per riuscire a offendere. È davvero un giocatore fondamentale, Claudio. Sì, perché è imprevedibile, poi tocca la palla tantissime volte ed elude l'intervento degli avversari. Non lo trovi mai nella stessa zona, e lo trovi anche a prendere palla in zona difensiva, oltre il centrocampo, proprio perché ha bisogno di sentire la palla nei piedi, e dalle sue giocate arriva sempre quel qualcosa di pericoloso di cui abbiamo veramente, veramente bisogno. Quell'istinto omicida, un po' lo vogliamo chiamare, quella cattiveria, quella voglia di andare a far male alla difesa avversaria, perché davvero ha dei piedi che si stanno rivelando ottimi. Un po' sfortunato, dobbiamo dire, perché se non sbaglio ha preso un palo anche nella scorsa, o era andato vicino alla rete. Sbaglio? Se non sbaglio, sbagli, perché non mi ricordo neanche io. Dai, Claudio, vabbè, ma Claudio non può essere un terminale, una persona su cui affidare per queste cose memoriche, non va bene. Tra l'altro, una cosa, vorrei fare un appunto sui due centrali di oggi del Cagliari, quindi Dossena e Obert giocano molto spesso palla in verticale, cosa molto importante, cioè tagliano la linea offensiva e la linea di centrocampo del Cosenza, favorendo poi la giocata sulla tre quarti del Cagliari. Più che orizzontale, cosa a cui ci eravamo abituati, il troppo orizzontale, i due interpreti oggi in campo la stanno mettendo proprio tra le linee, quindi è già la quarta imbucata che fanno con tanto coraggio, e trovano quasi sempre libero Falco, che è molto bravo a trovare lo spazio. Roberto, per chi ha seguito la primavera nelle scorse stagioni, è consapevole anche delle sue capacità dal punto di vista della responsabilità, perché è vero che è un centrale difensivo molto mobile, che alle volte, soprattutto nelle partite di primavera dove comunque si scontrava con i suoi parietà, prendeva palla e partiva dritto verso l'area avversaria, e ti dava in effetti poi quell'uomo in più che ti consentiva di sorprendere gli avversari e spesso di far male. Lo devi fare, perché se tu da difensore centrale ricevi palla e la scarichi senza tirare la pressione, non stai guadagnando spazio, quindi un po' come stava facendo anche bene Capradossi nelle ultime giornate, che si prendeva la responsabilità di puntare il suo diretto concorrente, quindi bene così. Sì, assolutamente, abbiamo qualche giocatore interessante in più rispetto all'inizio del campionato, sicuramente qualche giocatore si sta formando in maniera migliore.
se così possiamo dire. Il gioco che si sta un po' spezzettando, c'è qualche infortunio di troppo, diciamo così, nel Cosenza. C'è comunque spesso l'arbitro che è chiamato a intervenire, anche se per ora la direzione sembra quella adatta. Un gioco fluido, si interviene quando si deve. Forse sono più i giocatori che stanno un po' perdendo tempo. Sì, assolutamente, non lo notiamo l'arbitro, quindi significa che sta facendo molto bene. Poi vorrei aprire una parentesi vorrei sapere la tua opinione sul nuovo acquisto in panchina del Cagliari, perché ne abbiamo parlato. Su Ranieri? Certo, no, chi? Su Ranieri, contentissimo, assolutamente contento. Cosa ne pensi? È un allenatore che porta un legame con la piazza che manca da un po', può riportare quell'entusiasmo che davvero serve, perché come abbiamo ripetuto tante volte i limiti di questa squadra sono soprattutto dal punto di vista mentale e di quanto si sentono liberi di esprimersi, perché nei singoli abbiamo la certezza che siano validi, perché in alcune occasioni a sprazzi, messi nelle condizioni giuste, tutti si sono dimostrati dei giocatori di livello. E l'arrivo di Ranieri, oltre che essere l'arrivo di un professionista che ricordiamo ha vinto la Premier League con il Leicester, cioè non proprio l'ultimo arrivato per allenare una squadra in Serie B, dà anche quella svolta, quel legame con la tifoseria che un po' si stava sfilacciando negli ultimi tempi, soprattutto viste i brutti tonfi dopo le vittorie, perché è quello che forse dava ancora più fastidio, il fatto che dopo aver fatto le prestazioni corrette si ritornava sempre agli stessi errori e a fare gli stessi automatismi che ti hanno portato in quella situazione. Il dover ripartire sempre, mai una linea, esatto. Non è stata ad oggi una linea in crescendo. Quello che viene elogiato a Ranieri è che ha la capacità di tirare dal singolo il suo potenziale, cioè ad ogni singolo delle sue squadre tira fuori il potenziale. Lo mettiamo in 11 in campo, questo va a esplodere, quindi sono molto curioso di vederlo in campo, di capire come giocherà con questo Cagliari che ha nei singoli tanta qualità. Non ci nascondiamoci, la squadra del Cagliari nei singoli ha tanta qualità, che però messi in un contesto collettivo non stava rendendo. Assolutamente. E secondo me sono anche molto contenti i giovani che potranno avere l'esperienza di essere allenati da un direttore che comunque ha fatto esplodere, ha fatto davvero arrivare alle stelle tanti campioni. Uno su tutti, il primo che mi viene in mente è uno come Kanté. Noi andiamo adesso da Vittorio Sanna a farci raccontare la partita direttamente all'Unipol Domus. 34esimo minuto, 33-10, una recisione sempre 0-0, ma con giù nel contatto con l'avversario. Il fallo è stato di Larrivé, il calcio di punizione per il Cagliari, il tocco all'indietro di Kurfalidis, da questi a Barreca, quindi Obert cambia gioco andando a destra dove c'è lo stop da parte di Zappa all'indietro per Hernandez, si muove ancora una volta la Padula, troppo lungo il passaggio, la palla alle sue spalle, catturata dal portiere sul tentativo ancora di Kurfalidis, fa la guerra da solo, la Padula poco più fa non è stato tanto intelligente da vedere lo sviluppo del gioco e soprattutto l'inserimento di Falco, tanto da andarlo a disturbare. Falco ora che allarga verso Kurfalidis, si prepara il cross, ancora Falco, il cross all'interno, lungo per tutti, la presenza di la Padula c'è costantemente ma è troppo solo, ripeto, poi del tutto slegato da altri movimenti. Nel frattempo palla che finisce sul fondo, è stato in questo caso Hernandez andare a contrastare l'avversario. 34 minuti e 10 col punteggio che rimane sempre fermo sullo 0-0, spezzetta parecchio il gioco il Cosenza, tenta anche di guadagnare secondi in quei frangenti e chiaramente questo incide nel ritmo della partita. Batte il portiere Marzo nel pallone nella zona di Larrivé che di testa fa da sponda, di testa sempre va in tuffo. Nandez riesce a ribattere direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà quindi in favore del Cosenza. 34 minuti e 40, è rimasto a terra Nandez che probabilmente nel tuffo di testa ha messo male la mano nella quale c'è qualche dita che è già fasciata, quindi non è escluso che abbia avuto un problema nel ricadere proprio sul dito che in qualche modo è dolorante. Infatti
gli viene toccato ora dal dottor Scorcu e sente dolore e mette la mano sul viso. 35-10, ce lo recuperiamo questo minutino, perché tanto non porterà a nessun tipo di evoluzione, e lo recupereremo magari nel corso del secondo tempo con un minuto in più. A voi. Perfetto, torniamo quindi dallo studio. Come dicevamo, purtroppo la partita è spezzettata da questi infortuni, in questo caso tra l'altro infortunio di un giocatore rossoblu del Cagliari. Nandez speriamo riesca a rimanere sul terreno di gioco, perché è la partita in cui lui può essere davvero un protagonista, soprattutto a livello di atteggiamento, per l'emozione di vedere anche l'affetto di una città come Cagliari nei confronti di un suo connazionale, penso a uno anche dei suoi idoli crescendo. Quindi speriamo che Nandez ce la faccia. Un Cagliari Cosenza che quindi rimane sullo 0-0, ma vediamo gli aggiornamenti dagli altri campi. Calma piatta, oggi calma piatta, cioè proprio si sentono le libellule che passano nel laghetto, tutti tranquilli, a parte il Modena che è in vantaggio sul campo del Sud Tirol 1-0, il gol è arrivato al 22esimo e porta la firma di Magnino, quindi 1-0 Modena sul Sud Tirol. L'unico altro risultato sbloccato è quello del Como contro il Cittadella con il gol di Arrigoni. Vediamo un po' se questa giornata di Serie B prenderà il volo nei prossimi minuti o continuerà con questo andamento, Claudio. Oggi soporiferi sono gli altri. Oggi arrivano tutti in una volta, vedrai, tutti, speriamo non per noi, speriamo che per noi arrivano tutti insieme, ma per gli altri poco ci interessa, non saprei come dirtelo. Comunque vorrei dirti un'altra cosa, vorrei parlare anche del Cosenza. C'è poco da dire, perché il Cosenza sta semplicemente correndo e chiudendo le linee di passaggio, non riuscendoci del Cagliari. Io ho avuto un anno a Piacenza, ho avuto per 6 mesi il loro allenatore Viali, che ti devo dire la verità, un allenatore molto bravo, che cura ogni dettaglio, un bravissimo ragazzo che sa come parlare ai giocatori, e sono contento che sia arrivato fino a qui. Credo che sia uno di quegli allenatori che possa soltanto crescere nell'arco della sua carriera. E quindi auguriamo anche il meglio al tuo ex allenatore alla guida di un Cosenza che sta faticando. Quest'anno sono 5 le giornate senza vittorie e con praticamente un unico terminale, uno dei pochi che riesce a dare una mano, che è Joaquin Larive, che comunque è un giocatore esperto, è quasi alla fine della carriera, possiamo dire. Sì, c'è da dire che non ha neanche una squadra che può ambire a qualcosa di più. Se non mettono neanche l'atteggiamento nelle altre partite come lo stanno mettendo in questa, è una squadra che sicuramente farà fatica. In questa partita hanno rischiato più volte di prendere gol, un po' anche la fortuna del palo, l'arrivare un centimetro dopo al tapin vincente, quindi non vorrei dire qualcosa che poi non dire niente, ecco, Claudio, non dire niente, va bene così. Ci piaci comunque, anche se non concludi queste bravo, perché l'ultima volta ha detto una cosa, non è successo niente, Claudio, non dire queste cose che poi è un casino. Il Cagliari ci sta provando, un Cagliari che davvero avrebbe meritato il vantaggio per 3-4 occasioni comunque importanti arrivate durante il corso di questo primo tempo, che manca poco a concludersi, diciamo meno di 10 minuti alla conclusione. Noi lo seguiremo insieme come sempre nei minuti di recupero, andremo da Vittorio Ossana per farcelo raccontare, ma per ora ci fermiamo un attimo e diamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it.
Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ritrovati in studio con A Suon di Gol, pronti per seguire Cagliari Cosenza, per continuare a seguire questa partita. Ancora una volta il gioco è stato spezzettato, fermo negli ultimi minuti perché c'era la possibilità di un rigore per il Cagliari, un tiro di Macumbu da fuori, molto bravo Macumbu tra l'altro a liberarsi del diretto avversario, e poi una parapiglia, non si capisce bene dalle immagini, quindi vedremo un po' quale sarà poi la decisione dell'arbitro della sezione di Teramo. Cosa ne pensi, Claudio? Tu hai notato qualcosa in più di me? Perché io non ho visto quasi niente, è un'azione davvero confusa. Ma dopo il tiro e la respinta si è alzata la palla e i giocatori del Cosenza dicono che l'ha presa prima Luvumbo di mano, mentre Nandez sta dicendo che l'ha toccata prima il giocatore del Cosenza. È stata un po' una palla negli addominali dei due giocatori, un po' che stavano giocando a tipo palla avvelenata, non si capisce molto bene, però lo stanno controllando. C'è da vedere chi la tocca prima la palla di mano, quindi molto difficile però da valutare anche col VAR sicuramente. È ancora tutto fermo. Però la Padura ha la palla in mano nel dischetto di rigore. Sì. Non sto capendo. Lui nel dubbio i ragazzi del Cagliari dicono è rigore netto, quindi rigore, sì. Speriamo. Si dice così, voci che girano in campo, l'arbitro che dovrà decidere su tutto questo, arbitro che qualche secondo fa invece ha deciso per il fallo attacco, quindi ha confermato la sua decisione iniziale, non c'è stato rigore, quindi gioco che è tornato normale con la ripresa del gioco da parte del portiere del Cosenza. Niente rigore, ancora altri minuti di tempo. Vittorio avrà un bel po' da fare adesso in questa fine del primo tempo. Lo facciamo lavorare. Sì, almeno una trentina di minuti direi. Beh, fosse dato i mondiali già poteva essere, ma qua speriamo che non arrivi la regola praticamente del tempo effettivo davvero, perché si giocano due partite in una, o cosa ne pensi? Prendiamo la brandina e ci mettiamo a dormire qua poi a te, Andre. Qual è il problema? È bellissimo comunque il colpo d'occhio dello stadio, vedere anche questa giornata bellissima di sole oggi, giornata di agosto, molto 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 interessante vedere che comunque chiaramente con quello che di brutto è successo nella notizia di Fabian e quello che di bello è successo con l'acquisto di un grande mister come Ranieri, il popolo, i tifosi sardi sono ritornati ad avere l'entusiasmo che ci deve essere. Sì, è quel mix di emozioni che però ti fa capire ancora di più di essere attaccata a questi colori e quanto possono effettivamente poi cambiarti l'umore nel corso della settimana. Quindi speriamo che oggi sia la gioia e il sentimento che traboccherà l'uscita dello stadio, con un Cagliari che vuole trovare una vittoria dopo la sconfitta con il Palermo, anche perché poi i segnali positivi, segnali di ripresa li aveva dati nella parità appena precedente, quella vinta 3-2 contro il Perugia. Speriamo bene. Tra pochissimo andremo a Vittorio Ossanna. Claudio, il primo tempo sta per concludere, dacci il tuo commento parziale, perché poi dopo con Vittorio ne parleremo più approfonditamente. Parziale che meritavamo un risultato molto diverso perché abbiamo fatto veramente un bellissimo primo tempo, non c'è nulla da dire. Velocissimo, visto che così la facciamo già a te, dopo la farò a Vitto. Chi è quello che ti è piaciuto
di più di questa prima frazione per il Cagliari, naturalmente? Falco. No. Era facile. È comunque l'uomo che si è messo più in mostra in questo primo frangente, ma è un primo frangente che sta andando a concludersi e noi abbiamo Vittorio Sanna pronto a raccontarcelo. Per ben 6 minuti, quindi dobbiamo recuperare ancora parecchio perché sono 6 i minuti di recupero. Il colpo di testa da parte di Kursalidis, il pallone che viene poi recuperato dal Cosenza, sempre 0-0 il punteggio con Dossena che mette nella metacampo avversaria, il colpo di testa in ribattuta, Falco che subentra, ancora una volta la Padula che fa fallo. È stato del tutto improduttivo l'utilizzo della palla in questo primo tempo, perché invece di farsi fare fallo è andato lui a fare fallo e quindi in qualche modo ha permesso quasi sistematicamente il recupero palla avversario. Ancora una scelta che fa discutere, che sono delle caratteristiche da parte di questo calciatore che mal si sposano con il gioco di squadra, dove lui fa reparto da solo praticamente, e questo non facilita il gioco di squadra. Pallone ancora che viene recuperato dalla squadra avversaria con Obert che tenta di andare via, stavolta il fuorigioco di rientro era di Nasti e quindi il calcio di punizione per il Cagliari. Se ne incarica Makumbu, sempre Nasti che sta davanti, è un po' in litigio costante con il direttore di gara. Pallone giocato da Barreca all'indietro per Obert verso destra in direzione di Dossena che ci cischia un po', ma poi ritorna ancora su Obert che tenta la verticalizzazione, ancora sulla Padula, il colpo di testa in ribattuta, Makumbu che è andato a intervenire, il tocco di Nandes per Kursalidis, a sinistra Barreca in diagonale sbaglia, pallone intercettato da Rispoli, tutto prevedibile. In questo caso Rispoli è andato facilmente ad anticipare il controllo di Falco, l'inserimento di Nandes che tenta di convergere, ancora Nandes si accentra ancora, non arriva Zappa, viene servito a destra aspettandolo quasi da parte di Nandes, eccolo Zappa nel duello con l'avversario, il cross deviato, calcio d'angolo in favore del Cagliari. Quasi 2 minuti di recupero sono andati via così, con Falco che ora va a battere dalla bandierina alla sinistra del portiere Marson. Eccolo il giocatore del Cagliari che sta piazzando il pallone, pronto a spedire verso l'interno dell'area. Attenzione a Dossena, non lo conosciamo ma di testa si dice sia un buon giocatore, parte il cross, il colpo di testa da allontanare, ancora la palla che cade bassa dentro l'area, il pallone che viene recuperato da Nandes, scivola, si rialza, incrocia quasi con Falso, anzi si sa quasi, palla ancora per Nandes, altro tentativo di cross e altra palla deviata in calcio d'angolo, angolo quindi in favore ancora per la squadra rossoblu, con Falco e Nandes che combinano, il controllo di Nandes che si prepara il cross ottimo all'interno dell'area, il colpo di testa all'indietro, il tiro tentato ma con la palla ribattuta, insiste Makumbu, il pallone ribattuto di testa, recuperato da Falco esterno dell'area, il tiro ancora ribattuto, muro bianco davanti al Cagliari del tentativo di ostacolare qualsiasi tipo di conclusione. La palla è recuperata da Barreca, data a Kursalidis, rivolta a Kursalidis, allarga male sulla destra per Zappa che rimedia stavolta al passaggio arretrato del compagno. 3 minuti di recupero dati via, ne rimangono altrettanti. La palla di Dossena verso sinistra per Robert, può avanzare, cambia gioco in direzione diagonale dove c'è Nandes dall'altra parte, stoppa la palla, va verso il fondo, effettua il cross, la Padula che tenta di portare sulla palla, nulla da fare, quindi recupera ancora la parte del Cosenza con Barreca un po' troppo preoccupato che calcia un pallone che permette al Cosenza di risalire, di tirare il fiato. 48 minuti e 40 secondi nel tempo di recupero, ci siamo da 3 minuti e 40, dobbiamo arrivare a 6, la rimessa con le mani affidata a Rispoli che chiaramente fa trascorrere ancora un po' di tempo, si coccola il pallone, prima lo asciuga, poi lo bacia, poi adesso si prepara a spedirlo sulla lungolinea, il colpo di testa di Obert, la palla ancora ribattuta, recuperata dal 4 Brescianini, ancora verso sinistra, dove c'è invece Martino che tenta il cross, in bocca al nostro portiere Radunovic che tenta di trovare un varco ma alla fine non riesce a trovarlo per servire immediatamente i suoi, con le mani nella sdraio Zappa che può sgroppare, scavalca la linea del campo, porta ancora il pallone, la staffetta con l'Uvumo non si realizza, arbitro che deve intervenire per un fallo subito da Zappa e calcio di punizione per il Cagliari. 1 minuto e mezzo ancora nel primo tempo, il tocco di Falco per Makumbu che può dare verso sinistra dove c'è Obert, eccolo Obert che allarga ancora a sinistra nella zona in cui può agire
Barreca, il pallone viene giocato all'indietro, ancora Obert, il pallone centrale nella zona di Dossena, 49 minuti 47 secondi, un minuto per chiudere l'azione d'attacco, il cross di Zappa, il colpo di testa in ribattuta, il pallone che esce dall'area ed è il numero 20 avversario Nasti a tentare di giocarla. Nasti, che è ex giocatore del Crotone, peraltro non abbastanza giovane, è del 2003, ha trovato spazio qui nel Cosenza, è un giocatore da tenere d'occhio perché è di grande prospettiva. 50 minuti e 15 secondi, 45 quindi ancora in questo tempo di recupero, con la palla che viene giocata su Brescianini, da questi ancora asa a destra dove c'è Rispoli che rallenta, cerca di trovare la Rivei che fa da sponda, verso destra va alla ricerca di Corvig che però viene anticipato, errore di Barreca che va al calcio di punizione, e calcio di punizione che viene assegnato quando mancano 20 secondi allo scoccare il 51esimo. Non è d'accordo Barreca, Corvig che praticamente si è lasciato andare, e devo dire che la clicca in maglia fosforescente c'è cascata in pienamente, perché questo primo assistente, il signor Alberto Tegoni di Milano, praticamente ha creduto all'avversione del fallo quando semplicemente ha appoggiato le mani sull'avversario, cosa che teoricamente non si dovrebbe fare. Siamo oltre i 6 minuti, la punizione che sta per battere Corvig parte e basta, la lontana Nandez, fischio dell'arbitro e tutti a riposo. Da voi il commento. Perfetto, quindi Cagliari che conclude questa prima frazione sul risultato di 0-0, una partita che fino a questo momento è stata dominata dalla squadra di casa, che è già sopra i 14 tiri, non importa, ma in generale verso la rete del Cosenza. Claudio, cosa ne pensi di questo avvio della squadra rossoblù e cosa ti aspetti dal secondo tempo? Ma un avvio importante, giocato bene, con l'intensità giusta, l'aggressione giusta, con delle trame anche offensive molto buone, con Falco e Luvumbo che svariano in tutti i fronti dell'attacco. E una buona impressione mi hanno dato anche i due centrali di difesa dal punto di vista del gioco proprio. Hanno tentato di verticalizzare, quindi dare più velocità alla manovra del Cagliari. Manca solo il risultato. Non è facile perché il Cosenza ha i 10 giocatori di movimento tutti nella propria tre quarti. Non è facile, ma si può sbloccare in qualsiasi momento, anche perché non stiamo giocando in modo scolastico, ma ci stiamo provando anche con più coraggio rispetto alle altre volte, in modo originale, se così possiamo dire. Diciamo che nella formazione del Cagliari in questo avvio pochi i giocatori a cui magari chiedere qualcosa in più, in particolare forse Zappa e la Padula, quei due che sono stati un po' più in ombra in questo primo tempo, e da cui ci si aspetta qualche giocata, anche qualche estro, qualche invenzione delle loro, perché comunque in modi diversi possono essere fondamentali per cambiare la partita. Sì, la Padula che però è stretto nella morsa di non solo 2 giocatori ma 3, perché sulla Padula va anche il centrocampista centrale, magari lasciando anche più spazio a Falco, ma non riesce a prendere palle pulite, sta facendo la guerra, quindi non è facile questa gara per lui. Vitto, invece chiediamo a te il tuo commento su questo primo tempo di Cagliari Cosenza. Un Cagliari che ci ha tentato con il suo trama, ha tentato di mettere dentro tanti palloni dentro l'area di rigore, dove non ha trovato il giocatore giusto per mettere a segno il gol del vantaggio. Devo dire la Padula che fa la guerra, che è costretto da piccoletto a cercare di difendersi, di trovare spazio in un'area di rigore dove gli spazi sono ristretti e dove lui è rimasto però anche troppo solo. Ecco, da questo punto di vista devo dire tanti giocatori a crossare da parte del Cagliari, ma pochi giocatori a entrare dentro l'area per dare un supporto all'attaccante. Io in una gara come questa, forse anche dai forti richiami uruguaiani, dopo quello che si è visto nel pre-partita, che credo abbia inciso soprattutto nell'animo dei giocatori uruguaiani, per vedere come questo stadio ha salutato Fabiano Nili con un affetto straordinario, con 2 striscioni, uno da una parte e uno dall'altra, con il suo nome cantato a gran voce dalla curva nord, cosa che è una cosa di cui sapete rarissima, che un giocatore sia celebrato in questo stadio per quella che è la logica. Ecco, io credo che questa cosa abbia lasciato un'impressione particolare degli uruguaiani. Io la scuserei a pieno, anche perché il cammino, almeno iniziale, soprattutto di Gaston Pereiro, è simile a quello di Fabiano Nila, anche lui
cresciuto peraltro nel Nacional di Montevideo, dove parlo di Fabian, dove aveva conquistato immediatamente lo scudetto e dove si è affermato anche Gaston Pereiro, quindi potrebbe magari essere un segno del destino, una consegna anche, se vogliamo, emotiva a quello che potrebbe avvenire quest'oggi. Peraltro anche la settimana scorsa forse è stato sottoconsiderato, perché un assist è sempre un assist, e anche l'assist che ha realizzato Pereiro, per quanto sia stato quasi casuale, ma il suo colpo di testa dentro l'area che poi ha smarcato Pavoletti è stato decisamente una di quelle situazioni che ci dicono che comunque un colpitore di testa in più dentro l'area, se hai anche Pavoletti, può essere decisamente utile. Ne abbiamo parlato tantissime volte dell'ipotesi di un Pereiro centrale e sono curiosissimo anche di vedere cosa farà il tecnico Ranieri, che è sempre stato uno che ha sfruttato appieno qualsiasi situazione del nostro Pereiro. Se dovesse veramente anche solo valorizzare lui al 100%, avremmo mezza squadra in più. Eh sì, direi proprio di sì, perché il talento non lo si nega, soprattutto dal punto di vista tecnico. All'uruguaiano potrebbe essere davvero uno degli uomini della partita. In più, proprio per il discorso che facevi tu, Vitto, oggi manca De Jong che ha avuto un'operazione, che sarà fuori per un po', e De Jong forse all'altro, uno dei pochi centrocampisti che riusciva a dare un supporto soprattutto dal punto di vista aereo quando andava a riempire l'area. Sì, Pavoletti e Pereiro da questo punto di vista possono essere le mosse contemporanee che ti danno la possibilità di non attaccare solamente basso come hai fatto nel corso della gara, ma di attaccare anche alto, e questo magari trovando chi sostituire, considerato che comunque sia hai tanti giocatori e ne hai qualcuno a centrocampo che forse finisce per essere quasi per scomparire. Cioè, nel senso che Soludo Makumbu molte volte nelle trame non entra quasi mai, sta facendo ad entrare, mentre sia Falco sia Nandez si compongono le due catene, una a destra e una a sinistra, per andare al cross. Ecco, se il tema dovesse essere quello ancora una volta dell'attacco sulle fasce, io manterrei uno come Falco magari ad operare insieme anche allo Pereiro per cercare di sostituire l'eventuale playmaker, ma con la prospettiva che sia Falco sia che lo stesso Pereiro possano poi partecipare alla zona d'attacco quando si tratta di concretizzare negli ultimi 25 metri, cioè collaborare nel gioco, nello sviluppo dell'azione nella tre quarti di campo iniziale, per poi andare ad aggredire lo spazio una volta che il gioco passa dagli esterni. Sarebbe davvero interessante vedere questa densità in quell'area di gioco che, come abbiamo detto poi durante il commento, sta venendo gestita da Falco in maniera ottimale. Claudio, sei dello stesso parere o hai qualche altro giocatore, c'è qualche altro giocatore che vorresti vedere in campo di più? No, sono assolutamente d'accordo, perché stiamo facendo tanti cross nel mezzo, anche fatti bene, perché Barreca, qualche volta Zappa, Nandez hanno messo dei palloni interessanti dentro, dove hanno trovato però i nostri, diciamo, piccoletti, come magari Luvumbo e la Padula che viene sovrastato anche con due giocatori, quindi non è facile. Se questa è la trama, oltre che comunque stiamo provando anche da fuori, anche con passaggi rasoterra, ma se questa è la trama, dovremmo osare di più nel mettere più colpitori di testa in mezzo all'area. Vedremo un po' come si comporterà il Cagliari al rientro dagli spogliatoi in questa partita che per ora possiamo definire abbastanza stregata, perché oltre a una continua interruzione che poi ha portato a addirittura 6 minuti di recupero nel corso del primo tempo, è una partita dominata con una porta che è chiusa dalla saracinesca calabrese, che per ora non ha fatto passare niente, ma anche se Falco ci stava provando comunque, stava riuscendo a sfondarla con un bel tiro da fuori, terminato però sul palo. Noi ci fermiamo un attimo per dare spazio ai nostri sponsor e poi torniamo, vedremo se sempre con il commento del primo tempo o direttamente già col match. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali.
Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol qui su Radio Super Sound per seguire insieme la partita tra Cagliari e Cosenza. Vi ricordo il numero per i WhatsApp per interagire con noi: 340 51 86036. Salutiamo Manuel da Cagliari che ci scrive Forza Cagliari, speriamo che questo augurio possa portare al gol del vantaggio che in questo primo tempo è mancato. Vito, cosa ti aspetti da questo inizio di ripresa prima di tornare in studio e darti poi la linea solo per la cronaca? Ma secondo me ripartiranno con un po' di ritmo in più dopo l'intervallo e poi inizierà la danza delle istituzioni. Abbiamo in qualche modo sostituito l'allenatore perché non ci convinceva anche nei suoi cambi. Speriamo che già quest'oggi si veda qualcosa di diverso, considerato quel che avete detto prima, cioè che tutto quello che vedevano gli altri non lo vedeva l'allenatore. Speriamo che si possa avere verifica di quello che vediamo noi e quello che magari abbiamo appena detto, e cioè che i primi cambi possano essere anche quelli con Pavoletti al posto di Lapadula se non succedesse qualcosa in avvio di ripresa, e di Pereiro tra gli altri al posto di Macumbu per dare una modifica sostanziale anche all'assetto. Vedremo un po' quello che andrà a capitare. Io sono convinto che possano essere due mosse queste che in qualche modo possono dare del fastidio al Cosenza e possono destrutturare il suo sistema di difesa. E quindi siamo pronti a scoprire, non vediamo l'ora di scoprirlo. Vito, come sono le squadre? Stanno tornando? Abbiamo ancora un po' di tempo? Tranquille, rilassate. A parte stanno meglio di me che mi porto dietro questa bronchitina dopo 5 giorni di febbre. Aiuto, vedo che sia passata. Quindi squadre che non sono ancora pronte a tornare in campo. Prima ho fatto la domanda a Claudio, il giocatore che ha visto meglio nel corso del primo tempo, adesso la giro anche a te, Vito. Sì, certamente Falco è stato uno dei migliori, ma devo dire che Kurfalidis mi sta convincendo sempre di più e devo condivido anche il paragone che ha fatto il nostro Claudio Pani, che nel suo modo di giocare ricorda molto Nicoletto. Sarebbe bello se arrivasse a quel potenziale, almeno a quello espresso da Nicolò fino a questo momento. Vedremo se l'ex capitano della Primavera riuscirà anche a essere poi così determinante poi per il futuro del Cagliari. Noi lo speriamo con tutto il cuore, perché le caratteristiche sono quelle del campione, Claudio. Sì, assolutamente, me lo ricorda in tutto, me lo ricorda anche soprattutto nell'atteggiamento, quella voglia di non mollare mai, quella voglia di lottare su ogni pallone, ma anche quella grande tecnica, quel grande senso della posizione, gli inserimenti. E chissà chi gli avrà trasmessa questa voglia di non mollare mai, questa grande verve Io un nome ce l'ho. Sì, forse faceva l'allenatore della Primavera fino a qualche anno fa, che comunque ha portato dei risultati incredibili, e lo vediamo con questi
questi ragazzi, perché chi ha seguito il settore giovanile la scorsa stagione ha visto il ritorno di Luvumbo e ha visto la differenza tra quando è andato via e quando è tornato. E le prime partite ancora faticava, faceva gli stessi errori, dopo qualche tempo è diventato un giocatore totalmente diverso, che infatti è probabilmente la sorpresa più luminescente in questa Avio Cagliaritano, Claudio. Sì, se ne stanno accorgendo un po' tutti, no? È arrivata anche qualche richiesta, è seguito Luvumbo, ma la differenza la fanno gli allenatori, come detto in precedenza, quegli allenatori che tentano almeno di tirare fuori il potenziale dai singoli, per poi metterlo dentro un collettivo, cioè è come fare 2+2, non puoi fermarti all'apparenza, quello non sa fare quello non è buono per quello, eccetera eccetera, ma lavoraci, tenta di togliere il meglio dal giocatore e vedrai che i risultati si vedono, e Luvumbo è una prova importante di questo. Speriamo che Zito possa continuare ad accendere. Vito, ci salutiamo, ci sentiamo tra poco. Ci sentiamo tra poco. Perfetto. Guarda in campo, stanno per iniziare. Perfetto, la partita quindi sta per tornare nel vivo, questo Cagliari Cosenza che fino a questo momento vede le squadre ferme sullo 0-0. Intanto diamo degli aggiornamenti dalle altre partite di Serie B. È cambiato il risultato a Benevento con il vantaggio del Perugia a sorpresa 1-0 sul Benevento per la squadra campana, quindi non si mette bene la partita. Il gol è arrivato nel primo minuto di recupero del primo tempo ed è firmato da Lisi. Ha segnato anche il Parma sul campo del Venezia e vediamo tra l'altro chi è stato il marcatore, il tuo amico, quello che non ti piace niente, Franco Vasquez, un giocatore dalla classe sopraffina su calcio di rigore, ha portato in vantaggio la squadra emiliana. Altri risultati che sono cambiati, no, non è noto altri, ma si gioca subito pesante in Premier League, perché il Newcastle in appena 8 minuti ha già messo a segno 2 reti contro proprio il Leicester, la squadra del prossimo allenatore del Cagliari, con cui ha raggiunto la storica vittoria della Premier League nel 2016, e anche l'Everton ne passa di vantaggio col Wolverhampton. Oggi un sacco di notizie, ve le spariamo tutte così una dopo l'altra. Che ne dici, Claudio? Ti piacciono? Siamo tornati un po' nel vivo, questo post mondiali quasi. Sì, direi anche finalmente. C'è qualcosa sempre da commentare, di cui parlare. Volevo fare un appunto su quello detto da Vittorio prima, sul fatto di sostituire Pavoletti, la Padula con Pavoletti. Nel caso in cui tu vedi che comunque la partita sta ancora andando in questo senso, no? con un Cosenza che sta solo difendendo, che non ci prova neanche ad andare avanti, risulta quasi non inutile, perché sarebbe la parola giusta, ma quasi superflua la posizione di Makumbu. Quindi tu potresti anche tenere i due centrali come Nandez e Kurfalidis, o sostituire uno dei due e tenere comunque due centrali e mettere Pavoletti che fa coppia d'attacco con la Padula, e avere in campo contemporaneamente anche Nandez e Luvumbo. Perché Falco. Perché non Nandez, Luvumbo e Falco in avanti. Sì, quindi avere un assetto molto offensivo, perché tanto a centrocampo hai due giocatori che hanno corsa, hanno grinta, hanno gamba per rincorrere gli avversari, e hai Barreca e Zappa da una parte che stanno giocando quasi nella linea dei centrocampisti. Quindi ci sono svariate mosse che il Cagliari può fare per essere più pericoloso dentro l'area di rigore. E vedremo un po' quali saranno le mosse di Pisacane, che questa settimana si è occupato, ha fatto le veci per quanto riguarda la panchina. Intanto partita che è iniziata con lo stesso mood della prima frazione, perché c'è stato subito un'introduzione di gioco per un infortunio con un giocatore che è stato medicato, e quindi si continua a perdere tempo, si continua a addormentare un po' la partita, e questo può essere fondamentale soprattutto in avvio di ripresa, perché solitamente in avvio c'è un po' quella verve in più, quella carica in più, che dopo 1 minuto e mezzo di partita interrotta forse si scarica, o almeno si attenua. Che dici, Claudio? Sì, dà fastidio comunque questo tipo di atteggiamento, ma soprattutto per il calcio italiano. Cioè tutte queste cose noi in Premier League non le vediamo, cioè il calcetto,
Cioè rende quasi ridicolo questo gioco, che è un gioco di contatto fisico. Io capisco tutto, capisco anche le strategie e tutto quanto, ma non sono cose che non fanno bene. Già, non fanno assolutamente bene. Speriamo invece che sia il Cagliari a far bene, a trovare il gol del vantaggio. Ce lo facciamo raccontare da Vittorio Sanna. Intanto è andato Radunovic a salvarci su una girata vicinissima. Attenzione, per esempio all'angolo battuto dal Cosenza, la palla fuori area, altro giocatore a terra e quindi altro soccorso. Dicevo che Cagliari ha rischiato di andare sotto, miracolosa la parata di Radunovic, che è andato a prendere una palla sulla girata che è stata all'altezza del secondo palo, è riuscito con un guizzo a ribattere il pallone. La conclusione è stata da parte del giocatore numero 15 nel falso della squadra ospite Varsanen, che è andato a cercare la girata ravvicinata e ha trovato il nostro portiere. Altra interruzione, come vi ho detto, e anche questa secondo me andrà per le lunghe, perché si tratta del collo di Dossena, quindi essendo trascorso neanche un minuto da quando mi hai dato la linea, mi viene quella tentazione, esatto, di ridartela per riprenderla per 2 minuti. Torniamo. Con quello del primo diventato 3. Ok. Perfetto, ti ridiamo la linea tra circa un minuto. Ci sentiamo tra pochissimo con Vittorio Sanna. Come abbiamo detto, è un peccato perché è una bella partita piena di emozioni da parte, giocata anche abbastanza bene dal Cagliari, però tante interruzioni da una parte e dall'altra, dobbiamo dire. Certo, quelle del Cosenza un po' più frequenti, però ci sono stati tanti scontri duri in questo match. Sì, quando sfidi squadre di questo livello di aggressività, per forza di cose, c'è da dire che Dossena ha preso un colpo in testa, quindi chiaramente si presta più attenzione. Negli altri casi, quando subisci un fallo, molti giocatori, molte squadre lo fanno per il semplice motivo di perdere tempo o di spezzare il ritmo avversario, ma penso sia bravo il Cagliari a ricominciare come aveva iniziato, quindi molto aggressivo, molto attento, perché la vuole portare a casa, come speriamo tutti noi. Lo speriamo davvero tanto. Noi torniamo a farcelo raccontare da Vittorio Sanna. Sesto minuto, iniziato da 7 secondi con Barreca che tocca per Macombu. Non si scalda nessuno per il Cagliari, questa è la sorpresa di questo avvio di ripresa. Si sono scaldati nel corso del primo, non si scaldano in avvio di questo secondo. La palla toccata da Nandez, poi Falco, altra botta in faccia col pallone che viene giocato dal Cosenza, ma perso da Zappa, recuperato da Nandez. Il controllo di Nandez che tenta di voltarsi, c'è chiusura e fallo da parte di Martino e calcio in punizione per la squadra cagliaritana. 5 minuti e 40 nella ripresa, con Pisacane che ora sembra abbia dato qualche indicazione per la fase di riscaldamento, e chissà che qualcuno non la pensi come noi, perché i giocatori sono alzati dalla panchina, sono Pavoletti, Pereiro e un terzo che è Lella. Attenzione a Luvumbo al centro, anticipato alla Padula, ancora Luvumbo, punta l'avversario, finge il tiro, cade, tocca con la mano, si rialza, crossa, la Padula dell'avvicinato, Murato, ancora il pallone verso il calcio d'angolo che arriva. Ha tentato Luvumbo di sbloccare tutto, la palla gli ha toccato sulla mano e tutti proteggono per questo. Attenzione a Falco al cross, il colpo di testa da allontanare. Quanti palloni di testa si potevano sfruttare. Ancora il pallone giocato da Nandez verso Falco che punta verso l'area, sempre Falco, palla sul sinistro, Falco, il sinistro, la parata del portiere. Insomma, Falco che sta animando il Cagliari in questa fase alla ricerca del gol che possa sbloccare la situazione, ma se volete anche nel primo tempo è stato soprattutto lui il protagonista in tema di suggerimenti. L'errore di Kurpalidis, il contropiede del Cosenza con il pallone che viene portato avanti, attenzione, nel settore di sinistra, per fortuna recupera bene la posizione l'intero assetto del Cagliari, con palla che viene giocata però dagli avversari e Voca che allarga verso destra, e la Kurpalidis, giocatore che ha perso il pallone. Attenzione però, il Cosenza molto più intraprendente in questo secondo tempo, va il tiro cross che si perde alto sulla traversa. 7 minuti 17 secondi nel corso del secondo tempo, sempre punteggio ancorato sullo 0-0, come abbiamo detto, però Pavoletti, Pereiro e Lella che stanno scaldando. E quindi speriamo che possano essere del match e possano influenzare questo risultato. Intanto Falco ancora una volta con un tiro davvero bello, è il giocatore più ispirato in campo e sta dimostrando tanta qualità, Claudio.
Tanta qualità, ci prova, è talmente veloce che riesce anche con lo stop a saltare l'avversario e poi ha un bellissimo tiro proprio secco e mette quasi sempre in difficoltà ogni volta che tocca palla a lui. Devo dire che ci sta provando anche Luvumbo nell'1 contro 1, poco fa ha fatto una bellissima azione personale. È un po' tutta la squadra che è concentrata ed è alla ricerca del gol, che diventa fondamentale anche per far aprire un attimino la retroguardia avversaria, perché non è facile. Sono 1, 2, 3, 4, 5, quasi 6 sulla linea della difesa. Capisco bene che non sia facile. I giocatori, c'è da cambiare qualcosa. Non lo so, perché stiamo facendo veramente bene. Serve quel pizzico di cattiveria o anche di fortuna in più per mettere la palla in gol. Sì, esattamente, sono d'accordo con te dal punto di vista del non cambiare qualcosa, perché effettivamente poi la squadra sta continuando a giocare molto bene, però forse proprio per caratteristiche più che per demerito un giocatore come Pavoletti, visti tanti cross messi al centro, sarebbe potuto essere fondamentale in questa gara fino a questo momento. Ricordiamo poi tra l'altro che Pavoletti viene da un momento positivo in cui sta ritrovando la confidenza con il gol, quindi spero davvero che, se sarà della partita, possa riuscire a essere incisivo come lo è stato negli ultimi episodi. Assolutamente, penso che non tarderà ad entrare in campo. Sono molto contento anche che sta scaldando Pereiro, perché anche lui è un ottimo colpitore di testa e nonostante quello è anche, lo conosciamo, fortissimo tecnicamente, e spero che non si vada a toccare niente dall'assetto offensivo, più che altro puoi sistemare qualcosa dietro, rinunciare anche a qualcosa dietro, proprio perché il Cosenza ci prova ma in contropiede, quindi con una grande attenzione in fase difensiva potresti sfruttare ancora di più la fase offensiva. Certo, potresti sopperire, diciamo, un po' a quel numero in meno con un maggiore focus, una maggiore concentrazione. Un Cagliari che quindi continua a spingere, nonostante poi il Cosenza faccia effettivamente paura quando attacca. Le poche volte che si spinge verso la porta difesa da Borussia Radunovic, perché lo fa in situazioni di contropiede che quindi risultano spesso pericolose, soprattutto per la superiorità numerica degli avversari. Un Cagliari che ci continua a provare, un Falco sempre metronomo dell'azione rosso-blu, perché dopo andremo a controllare quanti palloni ha toccato, però effettivamente in quella zona si passa o da lui o da Nandez, quindi uno dei due viene interpellato e la loro classe può essere poi utilizzata per continuare l'azione. Sì, assolutamente, sta scendendo anche in zona più arretrata a prendersi palla, cosa che mi spinge ancora di più a rinunciare al play difensivo. Hai un giocatore che ti sta prendendo in mano il centrocampo del Cagliari, hai la fortuna di averne due, perché hai anche Nandez e anche Kurfalidis che possono fare quel ruolo, e puoi sfruttare di più un giocatore, un subentrante che ti può fare la differenza in fase offensiva. Ma è proprio per trovare il pelo nell'uovo, perché stiamo veramente facendo bene, cioè Makumbu in questa posizione sta facendo molto bene, quindi sì. È giusto per capire se ci può essere un'idea per scardinare la saracinesca messa su dal Cosenza fino a questo momento, perché il Cagliari effettivamente non ha da rimproverarsi praticamente niente, c'è tantissime azioni create, forse qualche imprecisione di troppo nell'ultimo passaggio, ma comunque azioni che sono state disinnescate più per grande pressione difensiva avversaria che per demeriti del reparto offensivo rossoblu, effettivamente. Sì, perché rispetto alle altre partite che c'era una lentezza nel giro palla, quindi facevi sistemare le squadre, e questo oggi non c'è subito la ricerca della verticalizzazione, la velocità nelle sovrapposizioni, triangolazioni, eccetera eccetera. E quindi un Cagliari che continua a provarci. Qualche giro d'orologio fa anche un calcio piazzato con un fallo procurato dall'instancabile Luvumbo, è tentato con il sinistro di Falco, troppo lento per impensierire il portiere calabrese. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, ma rimanete qui perché tra pochissimo torniamo da Vittorio Sanna a farci raccontare la partita in presa diretta. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol.
Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio, pronti per continuare a seguire questo Cagliari Cosenza che non si risparmia, con i rossoblù sempre offensivi, sempre alla ricerca del gol che potrebbe sbloccare questo match, mentre un Cosenza che cerca in ogni modo di addormentare la partita, in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote attraverso anche un po' di mestiere, come si dice in gergo, Claudio, e che se questo mestiere lo fa all'inizio del secondo tempo la partita risulta un po' noiosa. Sì, assolutamente. C'è da dire anche che si sono allargati gli spazi, quindi un Cagliari che se prima arrivava in fase d'attacco con un buon tempo, adesso ci sta arrivando quasi subito. È proprio cambiata la musica, è piacevole vedere un Cagliari così. Ora non mi soffermo sul risultato, ma mi voglio soffermare sull'atteggiamento dei giocatori in campo. È proprio bello da vedere e forse era questa la scintilla che si aspettava da tanto tempo. Forse si è aspettato troppo tempo per cambiare, per dare quel cambio di rotta, quel guizzo che potesse far esprimere al meglio i giocatori a disposizione della rosa, chiaramente. Assolutamente. Intanto il Cosenza colleziona una munizione. Nasti è stato l'autore del fallo su Macumbu a centrocampo, fallo quasi di nervosismo, ma più che altro perché voleva fermare un giocatore ex Maribor che risulta davvero difficile da arginare quando ha la palla tra i piedi. Un Cagliari che quindi arrivati poi dopo il quarto d'ora del primo tempo ancora non ha deciso di cambiare, vedremo se lo farà nei prossimi minuti. Sembra che in panchina ci sia del movimento in entrambe, tra l'altro gli allenatori si apprestano a far vedere le nuove mosse, forse quello che vuole mantenere più di tutti l'equilibrio, ovvero che vuole mantenere così la partita proprio Viali del Cosenza.
Sì, anche se non può continuare così, perché c'è una supremazia netta da parte del Cagliari e credo che arrivino dei cambi anche dal Cosenza. Noi dobbiamo fare quel qualcosina in più per ricercare il gol. Questo sinceramente va detto. Ma non dal punto di vista tecnico-tattico dell'atteggiamento, proprio dal punto di vista degli uomini in campo, mettere qualcosa di più di pesante in avanti. Vedremo un po' se sarà così, nel dubbio noi ce lo andiamo a far raccontare da Vittorio Sanna. 19 minuto, il Cosenza che attacca, attenzione Merola, palla sul sinistro, il tiro in terra intercettato da Radunovic, sempre 0-0, ma Pavoletti pronto all'ingresso in campo, solo lui mi pare di capire in questa prima sessione, con Macumbu che avanza portando palla, va a destra su Falco, si sovrappone in questo caso Nandez che sposta il pallone, e ancora Macumbu dentro, fuori gioco di Luvumbo, lo vedremo tra poco. Luvumbo va via, viene mandato in calcio d'angolo, vediamo se gli viene indicato il fuorigioco, a mio giudizio il Fera, e infatti è così. No, si tratta di cambio, esce Luvumbo e non la Padula, contro Pavoletti al 19esimo minuto del secondo tempo, quindi Pavoletti entra in campo al posto di Luvumbo. Anche in questa circostanza Luvumbo era stato il giocatore che l'ha sbucciato via, e invece viene inserito Pavoletti e tenuto anche la Padula. Comunque due uomini ora dentro l'area di rigore. Luvumbo ha giocato spesso lontano, angolo per il Cagliari affidato al 39, si tratta di Coufalidis pronto a spedire verso l'interno dell'area. Coufalidis pronto a spedire il pallone, la rincorsa di Coufalidis che batte dalla sinistra del portiere, pallone all'interno, il colpo di testa, gol! La Padula tenuto in campo e sbucato fuori alle spalle di Pavoletti e ha messo a segno il gol dell'1-0, è andato alle spalle di tutti sull'angolo battuto dalla destra da Coufalidis, colpo di testa vincente e palla in rete, nulla ha preso il portiere, lasciato solo perché si sono preoccupati di andare su Pavoletti e per la prima volta è rimasto praticamente da solo ed è stato lui a mettere a segno il gol dell'1-0. 20 minuti e 15, Cagliari in vantaggio. Gianluca Lapadula ci ha zittito tutti. Quindi torniamo in studio, va benissimo così, come lo diciamo ogni settimana, che ci zittisca a tutti, ogni volta chiunque, cioè può succedere le cose opposte a quello che diciamo, l'importante è che il Cagliari poi alla fine vinca, e comunque non vorrei dire tradizione, scaramanzia, tutto quanto, ma Coufalidis l'assist l'ha fatto, e che assist tra l'altro, un cross battuto magistralmente con palla al centro dell'area tesa come vogliono gli attaccanti. La Padula ci ha messo la testa e quindi vantaggio rosso-blu in questa seconda frazione. Gianluca Lapadula è riuscito a sbloccare questo match che era chiuso dalla Sera Cinesca Cosenza fino a questo momento. Sì, tra l'altro è assurdo, palla calciata benissimo da Coufalidis, ma se non la prende Lapadula la prende Pavoletti. Ha saltato tutti e due liberi. Pavoletti ha preso un bellissimo terzo tempo, ma se non la prende Lapa la prende Pavoletti. Chiunque l'ha presa, siamo 1-0, bellissimo, dobbiamo continuare così, continuare a spingere con lo stesso atteggiamento. Sono molto felice di questo risultato. Ottimo, speriamo allora che anche il futuro di Coufalidis sia come quello di Barella, viste le similitudini che stiamo trovando in questa giornata, in questo exploit del ex capitano della Primavera rossoblu. Intanto vi diamo un aggiornamento veloce agli altri campi con i risultati parziali delle varie partite che si stanno giocando, soprattutto in Serie B. Al 70° Ascoli Regina 0-1, Benevento Perugia 0-1, il Como ha appena raddoppiato sul campo del Cittadella 2-0, la Spal è sotto di un uomo e sotto di un gol contro il Pisa in casa, vittoria per ora esterna anche del Modena sul Sud Tirol 1-0, mentre il Venezia ha accorciato le distanze nei confronti del Parma con il risultato che in questo momento è sull'1-2. Il secondo marcatore del Parma, l'ho visto prima ma non ho avuto occasione di dirtelo, è ancora Franco Vasquez, quindi un giocatore che anche oggi sta
dando spolvero delle sue qualità. Per quanto riguarda le partite invece che si stanno disputando in Premier League, Crystal Palace Fulham 0-0, Everton Wolves 1-1, il Newcastle è ancora 2-0 sul campo di Leicester e infine il Brighton sta superando fino a questo momento il Southampton, risultato di 1-0. Un Cagliari che invece è anch'esso sull'1-0, un Cagliari che meritava questo vantaggio, l'ha trovato su uno dei tanti calci d'angolo trovati oggi, non appena abbiamo lasciato un po' più di spazio alla Padula. Assolutamente, stiamo continuando comunque a spingere una bellissima trama di gioco a partire dai due difensori centrali che prima di giocare orizzontale guardano in avanti, quindi se c'è la possibilità di giocare in avanti giocano in avanti. Falco e Makumbu che giocano benissimo insieme in spazi ristretti per poi allargare e trovare di nuovo le fasce, quindi è un Cagliari molto piacevole da vedere, spazi che si stanno distanze che stanno allungando inevitabilmente perché chiaramente il Cosenza non ci sta a perdere e questo va tutto a favore nostro. E vedremo un po' come continuerà questo match. C'è di sicuro che la partita è cambiata, ma il cambio non è stato un cambio di estro, un cambio del grande manager che si è inventato questa cosa, semplicemente come è giusto che sia in una partita che stai dominando contro una squadra che sta chiudendo, aggiungi un terminale offensivo in più che è un uomo d'aria, poi soprattutto che è Pavoletti, addirittura senza neanche scombinare l'assetto della squadra, e poi vai a ottenere quello che ti serve, perché non c'era un bisogno di uno stravolgimento così ampio, c'era bisogno di lasciare un po' più liberi di esprimersi i nostri giocatori. Assolutamente, perché non dovevi cambiare chissà che cosa, c'era da mettere in più quella pesantezza in fase offensiva. Poi il gol è arrivato, è vero, è arrivato da calcio d'angolo, ma le attenzioni della retroguardia del Cosenza erano rivolte non più a uno ma a due giocatori. Questo fa tutto. L'avrà sicuramente previsto, comunque pensato anche Pisacane. Intanto un giallo è arrivato anche nei confronti di un giocatore rossoblu. Nandez è stato ammonito qualche momento fa per un fallo su un giocatore del Cosenza che stava per entrare in area, intervento dopo un passaggio diciamo un po' in ritardo, e l'arbitro ha deciso di punire con l'ammonizione il calciatore uruguaiano che oggi sta indossando la fascia da capitano nel giorno in cui il Cagliari ricorda Fabian O'Neill, uno dei suoi campioni più splendenti fino a questo momento. Speriamo che magari ci possa essere l'opportunità anche per l'altro uruguaiano di mettersi in mostra. Claudio, cosa mi vuoi raccontare di questo match? Cosa stai notando in questo momento che gli altri non notano? Dici la tua visione in merito a questo momento del Cagliari che si sta dimostrando buono, così come tutti gli altri in effetti della partita. No, hai detto bene tu prima su Pisacane, sul cambio, perché in effetti le palle dentro ci stavano arrivando, chi stava saltando l'uomo ce l'avevi e tutto quanto, quindi il cambio di Luvumbo come ti posso dire, è un cambio giusto, perché risultava essere l'ennesimo giocatore che ti stava mettendo palle dentro non avendo poi il terminale offensivo, quindi ottimo cambio, ottimo tutto l'atteggiamento della squadra in campo, che dopo il primo gol non si è calmata, ma sta continuando ad attaccare, ad aggredire, a giocare in avanti senza aspettare, anche rischiando magari di prendere il contropiede, ma va bene così, cioè questo è sintomo di coraggio, è sintomo di libertà di esprimere il proprio potenziale, quindi solo commenti positivi per questa partita fino ad ora. Sì, finora un Cagliari finalmente convincente, con giocatori di qualità che stanno esprimendo un buon calcio. Lo dicevamo precedentemente quando andavamo poi a fare la rassegna degli uomini in campo, dal centrocampo in su tutti i giocatori con un piede comunque abbastanza educato e effettivamente poi avendone in abbondanza è stato bravo Pisacane a notarlo e a inserire qualcosa che invece mancava, che era quella densità in area di rigore che ti permette anche di mettere più pressione alla retroguardia avversaria e portarla a sbagliare con gli stessi interpreti che riuscivi a fermare prima. Intanto c'è stato un altro cambio tra le file del Cagliari, fuori uno dei migliori in campo, Kurfalidis, al suo posto Nunzio Lella, che è un giovane che si è distinto anche nell'Olbia, di conseguenza vedremo come interpreterà la partita Lella adesso.
adesso. Sì, dal punto di vista tattico non dovrebbe cambiare niente, ma tanta corsa e magari qualche inserimento, quindi non cambia niente. Però il cambio è stato doppio. Cambio doppio, perché è uscito anche Falco per far posto a Pereiro. Un'altra buona notizia, cioè questa almeno dal punto di vista personale è un'ottima notizia. Lo vedremo all'Opera per più tempo di quanto gli è stato concesso ultimamente. Intanto anche cambi tra le file del Cosenza, i due giocatori che sono entrati in campo qualche minuto fa sono proprio Aldo Florenzi e Brignola. Aldo Florenzi lo conosciamo attraverso Club Sardegna, Brignola invece, se non sbaglio, è della Primavera o comunque le giovanili del Sassuolo, perché aveva esordito lo scorso anno in Serie A, aveva fatto qualche presenza e se non sbaglio aveva fatto gol all'Inter, se non ricordo male. Se non sbaglio Brignola ha fatto molte, una ventina di presenze in Serie A, facendo anche più di un gol. Sì, sicuramente gol all'Inter, ricordo io. Gol all'Inter col Sassuolo, ma lui è stato, mi sa, se non sbaglio, anche a Benevento. Ha fatto 3 gol quell'anno in Serie A. Era uno dei migliori prospetti a livello nazionale. Quindi vedremo, ci sarà da tenerlo d'occhio e dovrà stare attenta la nostra difesa a disinnescarlo, ma intanto è cambiato anche la fase mediana e d'attacco, perché sono entrati un giocatore dalle varie caratteristiche importanti come Pereiro, che può essere determinante sia con i suoi centimetri che con il suo tiro, e Lella, che è un giocatore di buone speranze. Vedremo come riuscire a interpretare, anche perché è un messaggio comunque 20 minuti a un ragazzo giovane come Lella fino a questo momento non erano mai stati concessi. Sì, un bel messaggio di fiducia, un bel messaggio di coinvolgimento, quindi anche questa è una notizia positiva. Ora dobbiamo stare attenti al Cosenza, perché ha messo 2 pezzi da 90, nonostante sono giovani, sono i 2 pezzi quasi migliori, i due ragazzi migliori del Cosenza, quelli che stanno facendo meglio. Quindi un Viali che si è presentato a Cagliari con una formazione ultra difensiva, tenendo i suoi 2 giocatori migliori in panchina. Ora dobbiamo fare un po' più di attenzione in fase difensiva. Sì, magari cercare anche di raddoppiare il match, visto che i giocatori per farlo li abbiamo, e ora come ora abbiamo molta più densità per quanto riguarda gli ultimi 11 metri del campo verso la porta avversaria. Un Pereiro che sembra subito inserito nella partita, che si sta distinguendo con buoni passaggi in orizzontale. In generale un Cagliari che sta continuando col suo canovaccio, forse un po' più tranquillo, diciamo così, meno frettoloso vista il risultato sbloccato, ma comunque sta tenendo la sua pressione e la sua importanza per quanto riguarda i valori in campo in questo momento. Sì, assolutamente, tanta attenzione, perché questa è una partita che al di là del gioco, al di là di tutto, devi portare a casa i 3 punti. Non siamo in una condizione dove ti puoi permettere risultati diversi se non la vittoria, quindi tanta attenzione, tanta concentrazione e continuare così. Ripeto, ora dobbiamo stare attenti agli inserimenti di Florenzi e al suo estro. Vediamo un po' come continuerà questo match. Intanto diamo dei risultati dagli altri campi, perché il Modena ha raddoppiato sul campo del Sud Tirol 2-0, quindi il risultato fino a questo momento è arrivato il raddoppio anche per quanto riguarda il match di Premier League tra Southampton e Brighton. 2-0 per la squadra in trasferta, quindi chi avrà giocato la schedina spero sarà contento di questi aggiornamenti un po' sia in Italia che fuori, e speriamo ci siano aggiornamenti presto anche da quanto riguarda il campo del Cagliari, con un secondo gol nostro che ci serve per stare un po' più tranquilli in questi ultimi minuti di gara, che tra l'altro andremo a vivere tra pochissimo con Vittorio Sanna, tra più o meno 2 minuti circa. Ma Claudio, voglio un commento finale prima di lasciare spazio ai nostri sponsor e immergerci nell'ultima parte su cosa ti aspetti da questi ultimi 15 minuti. Se il Cosenza si ribalterà, se andrà molto in avanti, o cercherà comunque di stare attento alle linee. No, un Cosenza che lo sta già facendo adesso, perché poco fa si è messo subito in mostra Brignola con una bella incursione dentro l'area, un tiro parato molto bene da Radunovic. Quindi un Cosenza che si porterà all'attacco soprattutto nei minuti finali.
Sì, e quindi un Cagliari che ci dovrà provare con tutte le sue forze. Noi diamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo insieme per sentire e vedere questi ultimi minuti di Cagliari Cosenza. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio con A Suon di Gol, ma non perdiamo altro tempo, andiamo direttamente da Vittorio Sanna. Sì, però nel momento in cui inizia il nuovo slot legato ai cambi con diversi giocatori che stanno entrando, partiamo dal Cosenza 27/21, quindi entra, o meglio 21/27 da Vallocchia al posto di Martino, poi c'è Zilli col 40 al posto di Larrivei che lascia il campo, veramente un desaparecido in questa partita, Joachim Larrivei, che va a prendersi il saluto del pubblico cagliaritano che applaude la sua uscita. E dentro anche Capradossi, vediamo un po' al posto di chi. Capradossi che andrà a prendere il posto di chi, devo dire abbastanza timido il pubblico cagliaritano nei confronti di Larrivei, anche lui non ha praticamente reagito ai pochi applausi. Esce Dossena per fare che posto a Capradossi, quindi quest'altro cambio. Tutto questo con lo scorre il 36esimo minuto. Sta entrando anche Carboni al posto di Barreca. Tra poco inizieremo i nostri 2 minuti o un poco più, una volta riprende il gioco, di azioni, perché tanto tutto questo tempo ce lo recupereremo nel corso del recupero. Ecco che esce Barreca, entra Carboni, l'altro tempo che andremo a raccontare, a recuperare più avanti. Nel frattempo il rinvio al fondo da parte di Radunovic, col punteggio di 1-0 decide il gol di Lapadula, firmato al 65esimo minuto. Nel frattempo Macombo va a palleggiare dall'indietro per Capradossi, da questi a destra per Zappa che cerca avanti Pavoletti, il colpo di testa a prolungare con la palla intercettata dall'intervento di Valsanen, che va a cercare lateralmente un compagno, ma il pallone è destinato al fallo laterale. Rispoli non c'è arrivato in tempo, 37esimo che sta scorrendo, con la rimessa con le mani per il Cagliari affidata al nuovo entrato Carboni. Eccolo il giocatore italo-argentino che sta per rimettere in gioco nel settore di sinistra. Ancora si avvicina Pereiro con il pallone che però viene giocato da parte del Cagliari con Lella che protegge. Altra rimessa con le mani, il pallone per Macumbu
Macumbu che incrocia con Lella che affida a sinistra per il cross di Zappa all'interno, arriva Nandez alle sue spalle, lo stop di Nandez che ha il pallone tra i piedi, gli viene sottratta la palla e parte la controffensiva del Cosenza col pallone giocato su Florenzi che converge, riesce a dare all'indietro sull'attacco di Nandez, pallone ancora nella zona in cui agisce Vallocchia, il pallone cambiato fronte, è andato a destra con il tentativo da parte di Brignola, a destra ancora il passaggio, attenzione al cross del Cosenza all'interno, il colpo di testa mancato per poco da Zilli e il pallone che è terminato direttamente fuori alla destra del portiere, ma brivido anche lungo la schiena dei tifosi cagliaritani per questo pallone proposto all'interno dell'area che ha sfiorato diverse teste, tra le quali appunto quella di Zilli che ha sostituito poco fa la Rivei. Nel frattempo siamo al rinvio del fondo di Radunovic, quando abbiamo iniziato da 20 minuti il 38esimo minuto, il 39esimo minuto, il colpo di testa di Pavoletti ancora per la Padula, pallone ribattuto con il recupero ancora di Rispoli che manda avanti lo stop di petto del numero 18 Merola, ancora passaggio centrale con il Cosenza che vi tenta, il Cagliari che ci sta rinunciando un po' troppo a mio giudizio, pallone ancora lateralmente per il numero 42 Voca ancora a destra, il pallone dentro per il movimento di Merola, il cross basso in calcio d'angolo, Cagliari che sta lasciando giocare troppo il Cosenza, 39esimo minuto che sta scoccando, ma Cagliari un po' troppo all'indietro, un po' troppo rinunciatario, un po' troppo lontano insomma da quella che è l'atteggiamento per difendere a denti stretti l'unico gol di vantaggio. 40esimo minuto, angolo della sinistra di Radunovic, tutto pronto, parte il cross all'interno, il colpo di testa e la palla al lato di pochissimo, altro pericolo, ma la sveglia non suona perché mi pare che i segnali arrivino del fatto che bisogna giocare in modo diverso e con un maggiore piglio, e invece il Cagliari lascia fare. 39-27 allo studio, alla linea. E quindi torniamo in studio con un Cagliari che sta rischiando in questo in questi ultimi momenti, e speriamo davvero che possa rinsavire per concludere questa partita nel migliore dei modi. Torneremo a farcelo raccontare direttamente da Vittorio Sanna. Intanto salutiamo e facciamo auguri di buone feste anche ad Andrea da Padova che ci scrive, ci fa altrettanto, quindi grazie Andrea e tanti auguri. Speriamo possa festeggiare con una vittoria rossoblù questo momento di gioia, ma un Cosenza che ha tirato fuori la testa dal guscio, Claudio. Sì, il Cosenza che ci sta provando, Cosenza che per gran parte della partita non ci ha voluto neanche provare, ma ha pensato solo alla fase difensiva. Negli ultimi 6 minuti diciamo che è uscito dalla propria metà campo e con i suoi uomini migliori che sono subentrati dalla panchina sta mettendo in difficoltà il Cagliari, soprattutto su palle alte. Eh sì, c'è stata qualche difficoltà di troppo, infatti è entrato anche Capradossi appunto per sopperire o comunque dare una mano d'aiuto in fase difensiva. Vedremo se sarà un protagonista, ma lo scopriremo nei prossimi minuti sicuramente quando torneremo da Vittorio Sanna. Ma vi possiamo dire che qualche istante fa il Cagliari ha raddoppiato con il gol di Nunzio Lella, incredibile, oggi all'Unipol Domus, primo gol con la maglia del Cagliari per il giovane Lella, che quindi raddoppia il punteggio. Grande incursione di Nandez che ha visto la Padula, il quale ha aspettato un attimo per poi servire facile Lella che l'ha piazzata con un destro preciso su quale il portiere non ha potuto niente. Gran gol di Lella e quindi Cagliari sul 2-0, Claudio. Bellissima azione, grande azione personale di Nandez sulla destra che mette la palla al centro per la Padula che la tiene benissimo e la appoggia. Il gol di Lella non è facile perché un altro magari da lì avrebbe calciato forte o avrebbe fatto chissà che cosa, lui l'ha proprio piazzata sulla sua destra, sulla sinistra del portiere, ha fatto un grandissimo gol. Era il gol che ci serviva perché il Cosenza stava uscendo diciamo dal guscio e stava provando. Un Cagliari che ha dimostrato quindi anche grande esperienza in questo. Non si è come si dice, ritirato. Esatto, non si è ritirato, ha sentito il consiglio di Vittorio dallo stadio ed è andato subito a rimediare questi
6-7 minuti di sofferenza. Vedremo un po', speriamo che si concluda in questo modo il match con il 2-0 del Cagliari. Tra l'altro Nunzio Lella, che ha sempre dimostrato un'attitudine dal punto di vista offensivo, soprattutto all'Olbia ne è stato protagonista, e finalmente quando gli è stata data l'occasione di giocare, l'abbiamo detto la prima volta che quest'anno fa più di 10 minuti Nunzio Lella, forse se non sbaglio con la spalla aveva avuto una finestra un po' più ampia, ma devo andare a controllare. Gli abbiamo dato il tempo, avete visto, passaggio e tiro sul secondo palo, raso terra imparabile, 2-0. Anche i nostri giovani magari hanno bisogno di qualche minuto in più per potersi esprimere. Sì, assolutamente. Tra l'altro vorrei fare un appunto sia su questo gol di Lella, che tra l'altro ha fatto un ritiro precampionato buonissimo, cioè era uno dei più attivi insieme ad Ezogus nel precampionato del Cagliari. E poi un appunto sull'ottima parità di Dossena, che Dossena ha fatto una grande partita sia in fase difensiva che in fase di impostazione, grande personalità. Non era scontato, perché un Cagliari che dopo una brutta sconfitta contro il Palermo comunque era tenuto a dimostrare qualcosa per chiudere l'anno, per chiudere un 6 mesi, un 5 mesi passati di sofferenza, e lui si è preso in mano insieme ad Obert la fase difensiva e la fase di impostazione, quindi complimenti a Dossena e a Lella. Assolutamente sì, e comunque c'è da dirlo, quando sono i nervi sono un po' più distesi, quando c'è un po' più di tranquillità, tutti i giocatori che alla fine in rosa, che sono giocatori di livello, riescono a esprimersi meglio, anche i giovani che comunque nonostante le turbolenze di questa stagione stanno riuscendo ad emergere, Obert, Luvumbo, Kurfalidis, adesso Lella con questo gol, il futuro, se gli si dà la possibilità, se gli si creano le condizioni per potersi esprimere al meglio, per maturare anche dal punto di vista delle pressioni, perché a volte è anche il tifoso quello che squilibra un po' l'assetto di questi ragazzi, che poi trovano difficoltà a emergere e a fare emergere il proprio talento. Noi tra pochissimo siamo pronti per seguire questo rush finale di Cagliari Cosenza. Ricordiamo il punteggio 2-0 momentaneo grazie alle reti di La Padula prima e Lella poi, a distanza di 20 minuti l'una dall'altra, ma noi non dubitiamo oltre, e per farci raccontare questo recupero andiamo dal nostro Vittorio Sanna. Intanto vediamo quanto sarà, perché non dovrebbe essere tantissimo, infatti sono 5 minuti di recupero, sono stati di più quelli del corso del primo tempo, quando sono stati addirittura 6. C'è da iniziare a recuperare con il pallone che viene giocato dal Cosenza nel settore destro, passaggio ancora all'indietro, tocco centrale nella zona di Convig che imposta a sinistra, ancora aspetta, riceve un altro giocatore del Cosenza, ma il Cagliari è ben coperto, costringe ad andare via. Sul lancio in verticale il colpo di testa in ribattuta, poi la palla però ancora recuperata dai giocatori calabresi, in pressing Pereiro, pallone che viene giocato ancora da parte dei giocatori ospiti con apertura a destra, con azione insistita da parte del Cosenza sul cross di Rispoli, è andato con il corpo a ribattere, in questo caso proprio l'autore del gol Lella, che ha mandato in fallo laterale. Rimesso in gioco quindi è per il Cosenza, eccolo nel settore destro che usufruisce del pallone per la rimessa con le mani all'altezza dei 25 metri, palla che viene giocata poi ancora all'indietro a Brignola che la cede ancora a Rispoli per avvicinarsi all'area di rigore, il passaggio a sinistra, attenzione, finge il tiro e poi conclude con il pallone deviato in calcio d'angolo, ha tentato Vallocchia la via della rete, non ha fatto male, perché poi prima si è liberato l'avversario, poi ha piazzato il pallone, ha trovato sulla sua strada a deviare in calcio d'angolo Obert. Insiste la squadra ospite, 3 minuti e mezzo ancora di recupero, angolo della destra, lo batte Florenzi, il colpo di testa di Capradossi, quello successivo ancora di Lella, poi Pereiro, nuovamente Florenzi che tenta di andare via nel duello con la Padula, va giù e poi riparte a sinistra ancora Vallocchia, pallone dentro per il tentativo di girata, allontanata ancora dalla retroguardia del Cagliari e ancora rimessa con le mani in favore del Cosenza, che insiste in questo finale. Aldo Florenzi la rimessa con le mani, anzi lascia poi il compito a Vallocchia, da questi la palla ancora in una zona in cui tenta di entrare il giocatore 42, si tratta per la precisione di Voca,
pallone recuperato per ancora dagli ospiti, la sventagliata, pallone troppo lungo per tutti, in questo caso soprattutto per Merola, e si perde direttamente sul fondo. 47 minuti e mezzo, 2,5 ancora la conclusione, 2-0 il punteggio in favore della squadra rossoblu, i gol di Lapadula e Lella, e c'è una cosa significativa con gol che sono arrivati dopo i cambi. Per una volta noi in genere abbiamo sempre avuto paura dei cambi perché andavamo all'indietro, stavolta invece dopo i cambi sono arrivati i gol ed è pronto al rilancio Radunovic, un segnale nuovo se volete in questo senso. Pallone che viene colpito da Pavoletti, ancora un colpo di testa, la palla recuperata da Merola, la protegge malgrado l'intervento di Lella, ancora Merola con l'esterno a cercare un compagno, pallone ribattuto dall'intervento di Obert in fallo laterale, rimesso in gioco per il Cosenza già effettuato, con Cagliari che continua a mantenere la posizione, il tocco all'indietro di Merola, di Brignola, pallone ancora giocato all'indietro perché il Cagliari non fa partire, la Padula in agguato non riesce a recuperare il pallone e nel fraseggio il Cosenza va un po' in difficoltà, anche se poi con Vallocchia riparte ancora, ottimo il movimento di Bocca ad evitare la Padula, cambio gioco a destra dove Rispoli aspetta, lo stop di Rispoli che si prepara al duello con l'avversario e Zappa, ancora Rispoli, il tocco dentro per il passaggio all'indietro ancora da parte di Vallocchia e poi pallone ancora spedito fuori in fallo laterale sulla respinta di Lella. È sempre Rispoli sul pallone, 48 minuti 48 secondi, un minuto e poco più alla fine del match. Ancora Florenzi, il giocatore di Nuoro che tenta di trovare un varco, il passaggio ancora per il 34 che lascia poi sfilare, cross all'interno, colpo di testa ancora da allontanare, nuovo colpo di testa da parte del Cosenza, il recupero di Pereiro che parte per il contropiede, Pereiro punta l'avversario, apre a destra Fernandez che può correre, il controllo di Nandez che punta a sua volta l'avversario, tenta di entrare, recupera il pallone e sul filo del fondo protegge a questo punto andando verso la bandierina ma non riesce a farlo, stanchissimo, rimessa quindi per il Cosenza e poi chiusura di Zappa in fallo laterale. 49,5, 30 secondi alla fine, la rimessa in gioco da parte del Cosenza con Macumbu che va a chiudere, tenta di recuperare il pallone, ancora Florenzi che se lo allunga, il recupero di Lella con Florenzi che lo attacca, Lella protegge, Florenzi in lotta e va praticamente a spegnere l'azione in fallo laterale, pallone che è terminato fuori. Tutto questo che siamo allo scoccare del quinto minuto di recupero, il Cagliari si appresta a incassare i 3 punti, lo fa in questo momento, 2-0 il punteggio e con il cambio di panchina arrivano i 3 punti, 2-0, la gioia in Pisacane, la gioia suppongo di Roberto Muzzi, malgrado abbia a che fare con un brutto cliente. Io le coliche non le prometto a nessuno, non le annuncio a nessuno, non le auguro a nessuno, non è certo una bella compagnia, ma penso che questo 2-0 sia un motivo di ristoro anche per Muzzi, che a questo punto consegnerà la squadra a Claudio Ranieri, una squadra che sale a quota 25, una squadra che ha ritrovato, e avete fatto bene a sottolinearlo durante la partita, una certa serenità di gioco. Non ha giocato benissimo rispetto al passato, ma ha giocato molto più sereno, si vedeva che non c'era più quell'ansia di una volta, quella cappa di paura quasi che ha caratterizzato la squadra nel recente passato, e molte volte la testa fa tutto perché è quella che ti permette di sciogliere i pensieri, e per un Cagliari che comunque ha tanto da costruire anche dal punto di vista tecnico e tattico, aver sciolto i pensieri, aver vinto per 2-0 e trovarsi nella condizione di poter iniziare con un maestro di calcio, credo che sia l'ideale per quel che riguarderà il prossimo anno. È un buon anno quindi che ne viene fuori quasi metaforico, un buon anno che noi trasferiamo a tutti i tifosi del Cagliari che ne hanno subito troppe in questo recente passato e che in questi ultimi giorni, con il regalo Ranieri, che è un regalo che si è data alla società del Cagliari per poter venire fuori da questa situazione, riprende un determinato feeling, quel feeling che oggi ha ricordato purtroppo in un momento amaro come la scomparsa di Fabio Nonil, ma che ha raccontato indirettamente cosa è l'amore del Cagliari per i suoi ragazzi e di chi è stato al Cagliari spendendosi per il Cagliari stesso.
Credo che questo sia stato uno dei messaggi più importanti. Assolutamente sì, una vittoria arrivata nel giorno più importante, diciamo così, per quella voglia, per quell'intenzione di cambiare il corso di questa stagione, che per ora è stata per niente fortunata. Vito, noi siamo in chiusura, un commento finale su questa partita e poi saluteremo, faremo un giro veloce e poi saluteremo. Ripartiamo tutti insieme, semplicemente questo il messaggio, ripartiamo tutti insieme, non vuol dire rinunciare alla critica, non vuol dire rinunciare all'analisi, ma ripartiamo consapevoli del fatto che questa squadra è un patrimonio, non è un patrimonio solamente economico, è un patrimonio storico, è un patrimonio culturale, è un patrimonio antropologico. Insomma, quello slogan cerchiamo di onorarlo: una terra, un popolo, una squadra, anche come sollecitazione economica, certamente, ma che non diventi solamente una industria, perché l'industria del calcio è l'industria del cuore, e se manca il cuore è un'industria estetica che non riesce poi a produrre per quello che deve fare. Buon anno a tutti e buone feste. Assolutamente, buon anno Vito, ci risentiremo nel prossimo match quando saremo già nel 2023. Claudio, velocissimamente, se vuoi aggiungere qualcosa a ciò che ha detto Vittorio? Da oggi si riparte, da oggi sarà un altro tipo di campionato con un altro atteggiamento, un altro direttore d'orchestra, quindi va bene così. Buon anno a tutti, buon anno Andrea, ci rivediamo nel 2023. Assolutamente sì, allora non mi resta che augurarvi buon anno anche io. Vi ricordo sempre l'appuntamento quando c'è la parità del Cagliari con A Suon di Gol su Radio Super Sound, la radio che l'accendi e ti accende. Ciao, buon anno. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante Brut metodo classico e Cala